austriaci delle auto storiche con le loro Mini Cooper. Esatto, poi abbiamo concorrenti dalla Sardegna, dalla Sicilia. Una bellissime con le macchine del passato, appunto i nostri ospiti in intervista, e Federica, ripeto, che è pronta a presentare il primo dei nostri graditi ospiti. Ci troviamo alle partenze della Vittorio Veneto Cansiglio, siamo qui con Premier Andreas, primo di classe, sentiamo un po' le sue impressioni alla prima manche di gara. Buongiorno a tutti, la prima gara è andata molto bene per me, avevo un po' problemi sull'assa anteriore. Tempo come ieri, adesso spero di fare un po' meglio, spero di essere più veloce. Perfetto, ti auguriamo buona gara, Certo, buon divertimento. Anche noi glielo auguriamo, è Nella difficile diretta. come in tutte le gare a due manche vedere il miglioramento dei tempi in seconda battuta. Certo che se Premier è convinto di poterlo fare vuol dire che qualche errorino lo ha commesso nel corso della prima. È comunque uno dei piloti che porta in gara una delle vetture autenticamente storiche della Vittorio Veneto Cansiglio, perché in questa livrea che rappresenta la marca di un noto amaro la macchina correva proprio qui, in altre gare di tutta l'Italia, proprio negli anni 70. Quindi ha mantenuto la connotazione ufficiale il pilota bolzanino per quanto riguarda la sua 128. Volevo segnalare a tutti la presenza sulla linea del via di questa gialla Mini Cooper, un pilota austriaco velocissimo. Confrontate poi i suoi tempi con quelli delle vetture moderne e vedrete che una bugia non ve l'ho raccontata, perché Freccer è sicuramente uno dei più veloci piloti delle macchine di piccola cilindrata. Durante il primo giro si è attestato a 4 minuti netti. Quindi 4.00 la prestazione del pilota austriaco, prima volta sulle rampe del Cansiglio, e in questo caso sono ben pensante se dico che un paio di secondi, un secondino, un paio di secondi possono andare giù in questa decisiva seconda manche. Senz'altro con strada gommata e temperature che sono salite il rendimento delle macchine dovrebbe essere superiore, ma lo vedremo poi dai riscontri cronometrici. Allora, si parlava, caro Carlo, di questa apertura di manifestazione che non ha lasciato davvero nulla al caso, perché la serata di venerdì è stata dedicata proprio alla presentazione della gara, ma soprattutto dei suoi grandi campioni del passato e anche dell'attualità. Abbiamo avuto l'onore di poter intervistare via telefono Christian Merli, il vincitore della scorsa stagione, il campione europeo in carica, che purtroppo quest'anno non è potuto venire a difendere la sua vittoria che risale anche al 2012, perché lui vinse l'ultima gara prima della sospensione. Tanto è partito Freccer, Però al telefono ha potuto fare l'in bocca al lupo a tutti i suoi amici e rivali, e poi abbiamo sentito al telefono Elio Baribbi, vincitore negli anni 70, negli anni 90, scusa. Ti interrompo un attimo per invitare tutti a guardare quelli che stanno vedendo la diretta, e non solo qui da questo maxi schermo che è posizionato proprio al centro della cittadina che ci ospita, ma anche quelli che sono a mille chilometri di distanza. Hai visto la velocità con cui Freccer è entrato di prepotenza nella destra-sinistra del bivio di Osigo. Prego. Sì, dicevo che abbiamo sentito al telefono Christian Merli, poi Elio Baribbi che vinse negli primi anni 90, poi Arturo Merzario, Simone Fagioli, quindi la creme della specialità. Ci mancava solo che potessimo chiamare nuvolari, ma ovviamente stiamo scherzando, però è stata davvero simpatica. Poi c'erano gli ospiti. Comunque io non voglio affatto scherzare quando dico che al Cansiglio hanno corso i più grandi campioni della specialità. Alcuni non ci sono più, alcuni sono rimasti nel cuore degli appassionati. Vorrei ricordare il mito per eccellenza delle salite nazionali che è Fabio Danti, che qui
per un paio di occasioni ha relegato la Villorba Corse, il team che lo supportava, la vittoria assoluta e i record della competizione. Ma qui c'è anche, oltre il rumore assordante della 128 di Otto Forlana, dicevo, c'è anche alla partenza il mito per eccellenza della Vittorio Veneto Consiglio con le sue 7 vittorie, e cioè Danny Zardo, che vedremo all'opera tra poco con la sua Giada, con la quale cerca il primato. Lo ha già trovato in gara 1 tra le nostre arzille nonnine. Il pilota di Arcade è stato quasi in maniera scontata il più veloce nella prima manche in gara 1, e ovviamente anche ha lavorato, ma non c'è stato un problema per lui per il fatto che ieri si è perso il suo principale antagonista Stefano Peroni. Ha fatto la vettura e cercato proprio il limite della salita per poi correre con Danny Zardo, che comunque di vittorie, 7 vittorie assolute. Oggi potrebbe aggiungere l'8° sigillo tra le storiche con questa Giada T118, che è una vettura avveniristica per i suoi tempi. E invece, ecco, vediamo qui il passaggio, telecamere in movimento per cercare la prima vettura sulla chicane finale. Questo è Heinrich, proprio il pilota che ha aperto le danze tra le auto storiche con la sua mini rossa. Vedi, guida rigorosamente a destra in stile Old British per Heinrich. Josef 4:42,87, era già arrivato in manciuno praticamente, ha alzato quanto? 3 decimi. 3 decimi, sì. 3 decimi di secondo li ha alzati Heinrich. E 75,5 km/h, vabbè, è una Mini Cooper. Non abbiamo il rilevamento di settore per quanto riguarda il veloce Freccer. C'è un 13,91 che non mi convince in realtà nel secondo settore di pertinenza, anche perché non vediamo le immagini dello stesso, ma è stazionato la partenza per un bel po', quindi credo che dovremmo aspettare un pochettino per vedere nella nostra immagine della chicane, della prima delle 2 chicane, la macchina gialla del pilota austriaco. C'è intanto un -30 di Florian Rottonara, quello ci sta perché l'Alto Tesino è capace di aver consegnato ad Heinrich 30 secondi nel primo settore, questo è sicuro. Ci danno però la somma dei tempi direttamente, quindi sì, è difficile il raffronto con certo, con gara 1. Allora, intanto immagini bellissime anche per la 128 di Maier, un altro dei nomi nuovi della manifestazione, questo Maier che arriva dall'Alto Adige e che naturalmente è alla prima presenza qui in terra trevigiana con questa sua bellissima 128. Allora, di Maier cosa possiamo dire? Corre con i colori del Racing Team Kaltern. Kaltern vuol dire Caldaro, ed è praticamente un paesotto che è proprio arroccato ai piedi del passo, anzi di Appiano, che è il paese dove parte il passo della Mendola, un'altra delle grandi salite nazionali che da tanti anni non si corre più. Si rimette in moto intanto la vettura di Roland Maier, una Fiat 128. Otto Forlana ieri sera ha presentato il suo libro sulla Fiat. Scusami, questo è Rottonara, attenzione perché allora non c'è Freccer, purtroppo credo che si fermi lungo il percorso di gara la corsa del fortissimo pilota austriaco. Le immagini sono infatti per la bianca bicilindrica del pilota Alto Tesino 4:22,52. È spiegato quindi il motivo della sosta alla partenza di questa 128. È un vero peccato perdere Gregor Freccer, protagonista di questa manifestazione già dalle prime battute. Tanto stiamo vedendo le immagini della Fiat Abarth di Luigi Zardini. Quindi è rimasto insoddisfatta la nostra curiosità di vedere se Freccer sarebbe riuscito ad andare sotto i 4 netti, ed è rimandata vabbè, purtroppo sì, alla Vittorio Veneto Consiglio numero 43. Freccer lo rivedremo quasi verosimilmente all'opera nella prossima gara, dove lui sicuramente non mancherà e che gli piace tantissimo, e che è Cividale Castelmonte. Intanto Rottonale si prende una bella soddisfazione di starsene al comando, anche se in realtà ha alzato, come vedi, di 8 decimi il tempo di gara 1. Luigi Zardini gira il cronometro per lui, siamo a 4:53. Immagini di una prestazione intorno ai 5 netti. 5:00,87 per Zardini. Anche per lui c'è stato un bel po' di problemi perché ha alzato quasi mezzo minuto il tempo di gara 1. Guardiamo intanto l'azione di gara nella prima fase per quanto riguarda Premaer.
bravo, l'ha buttata dentro di prepotenza la sua 128. Poi avremo modo anche di spiegare un attimo le suddivisioni dei raggruppamenti in base alle di costruzione delle vetture, perché Zardini, per esempio, che tu giustamente hai indicato, comunque moderne. 3:38 e 46 in gara 1, media 97.7, quindi il pilota di Cividale sicuramente abilissimo con questa vettura che lui continua a portare al limite e ci stupisce continuamente, perché passano gli anni, lui si ripresenta al via, questa vettura viene rivitalizzata continuamente, lui si diverte ancora tantissimo e indubbiamente è un protagonista assoluto. Gioca con le immagini a distanza, intanto il nostro operatore di camera che è posizionato sulla chicane del Pian de Spina. È una posizione favorevole per mettere questa cartolina in primo piano della Vittorio Veneto Cansiglio. Ritorniamo sul campo di gara, queste sono le immagini del tratto finale. Ancora non si muove foglia dalla linea di partenza. Alza sì qualche giromotore l'Escort, ma non è ancora il momento. Lo scatto è felino, bruciante l'asfalto. Andiamo a riprenderlo dalle telecamere che lo immortalano nel frontale al passaggio in piena, come vedi, del primo curvone. Molto bravo Muradore, molto bravo. Anche qui leggero colpo di freno per sapientemente portare all'interno la vettura e per che c'è dopo il bivio di Osigo. Quindi una partenza davvero a razzo, quella messa in mostra dal cividalese Rino Muradore. Anche perché con questa vettura, con questa Forest e adesso la Lancia Fulvia, HF ci riporta i meravigliosi anni 70, quando anche questa gara aveva decollato a livello internazionale e nazionale nelle frattempo quindi è sempre un'emozione. Qui non ci sono grossi patemi per il tempo, però bisogna stare nei primi 10 assoluti, quindi bisogna andare, poi se vai piano non ti diverti. Con questo mezzo sicuramente anche molto divertente e stimolante. Ah beh, sicuramente, sì, no. Poi il percorso è bello, la giornata è bella, complimenti agli organizzatori, un posto magnifico. Ne vale la pena. Certo, grazie mille. Poi io sono stato su al piano del Cansiglio a dormire, stupendo, un posto che merita tornare. Buon divertimento allora, linea alla diretta. Il mio amico Giorgio Tessore, tante battaglie corse con le ritmo Abarth per questo torinese d'assalto che oggi corre con questa vettura della casa di Stoccarda. Intanto credo che sia proprio Andreas Premer, quello che vediamo nelle immagini, erano un po' sfocate, ma mi sembrava proprio la 128 di Jägermeister quella che è andata verso la conclusione della corsa. Premer che è al comando nel frattempo, guarda, lui sì è fortissimo, ne ha tolti 3 al primo giro, 4:22 in manche 1, 4:19:36 in gara 2, miglior tempo assoluto per Andreas Premer. Ovviamente aspettiamo di vedere Muradore che ha un netto miglioramento. Sai che non so se ce la fa comunque a ripetere il tempo di gara 1, benché l'intermedio centrale sia 1 minuto e 40, ovviamente relativo, come giustamente sottolineato tu, al fatto che tengono conto anche della manche appena completata. Appena chiusa. Quindi dobbiamo aspettare qualche istante per capire. Intanto ce lo vediamo nelle immagini dal drone, proprio un Muradore che va nella parte alta del tracciato
meno di una trentina di secondi per vedere espresso sul monitor di servizio il tempo del pilota di Cividale del Friuli. Non fa una piega, hai visto? Non è sulla variante che si vince la gara, ha pensato Muradore. Io ho guidato bene tutto il resto del percorso, la variante la faccio pulita e chiudo con 3,42, che ti ho detto, si è accontentato, si era visto bene, ben altro pilotaggio rispetto a quello espresso nel primo giro dal cividalese, che alza addirittura 4 secondi il suo crono, evidentemente pago della grande prestazione realizzata nel primo giro. Non ha cercato rogne, si è portato a casa questa grande vittoria. Grandissimo Rino Muradore. Senti, prima abbiamo visto partire Maurizio Berlanda con questa Mercedes-Benz. Ecco, tu perché pensi questi piloti insistono con delle vetture di queste dimensioni? Beh, ma lui è teutonico proprio dentro, è un germanico doc, Maurizio Berlanda, se lo senti parlare capisci le motivazioni, e quindi non poteva essere che una vettura tedesca e il suo amore per le corse. Tanto è stata sotto il tendone delle partenze anche Guido De Regge, classe 1945, sì. Siamo alle soglie degli 80 anni. Tanto guardiamo come passa Guidolina al chicane, si è preso le sue giuste misure, esce bene il Super Dario, tempo di poco superiore ai 4 minuti e 30 quando andrà a tagliare il traguardo della postazione numero 39, 4:33.04, secondo del suo gruppo. Tanto Muradore comanda la 2 con la sua super performance, passa intanto indenne Pizzato nella prima variante. Teniamola in immagine la Porsche del pilota vicentino, è al curvone del cielo e ora giù tutto, se si ha coraggio. Giù tutto, dicevo, se si ha coraggio. Umberto Pizzato è ripreso alla staccata dell'ultima variante, sfila via molto bene, ha una buona prestazione in senso generale, dovrebbe stare dietro a Muradore non di molto, 7-8 secondi, vado ad ipotizzare, in realtà chiude con 3:52, 10 secondi di ritardo. Dicevi di miglioramenti tra gara 1 e gara 2, quindi Muradore quasi impossibile. Muradore ha alzato anche Pizzato, che sono i primi due della provvisoria. Hanno alzato un po' tutti. Mentre Andreas Premer si è migliorato nettamente. Uno che potrebbe fare il paio con quanto fatto vedere il primo giro è Dani Silhouette, Daniele Ortolan, sicuramente un'istituzione qui per i beniamini trevigiani, che lo seguono e lo ammirano sempre con la sua bellissima 112 Abarth che è appena partita. Occhi tanto puntati in terra padovana sulla Scirocco di Stefano Meggiorin, ed è il padovano che va alla conclusione con un tempo prossimo ai 4:15, 4:14.54. Meggiorin sì, ha fatto un notevole passo in avanti, vedi, ne ha tolti 12. Evidentemente aveva commesso qualche errore nella sì, forse un mezzo testacosa, qualcosa del genere. Mi aspetto una buona prestazione da Rainer. Vai Federica dall'incolonnamento. Siamo qui con Paolo De Zan, un veterano alla sua gara di casa, sicuramente tante persone sono qui per vederlo. Bene, tutto bene, sono ancora vivo. Che bello correre al centenario, emozionante. Bellissimo, sempre qua. Speriamo che il sindaco nuovo non ci tolga la festa un altro anno, speriamo. Sicuramente il motto tuo è divertirsi. Sì. E questa è la gara giusta, no? Sì, gara giusta sempre. Buon divertimento Paolo. Linea alla diretta. È Diosigo in realtà, Diosigo che è un paesetto qui vicino, molto limitrofo, avrà un paio di chilometri per arrivare da casa sua al bivio, che comunque di casa lo conoscono tutti in zona. Poi lui fa un mestiere, è istruttore di scuola guida, agenzia proprio di scuola guida, e quindi molto bravo. Tutto gli possiamo dire tranne che non guidi bene Paolo De Zan. Claudio Manfè alla conclusione, il mio ex navigatore, 4:10.15, terzo tempo
del secondo gruppo. In classifica ha solo Reiner davanti per quanto riguarda il gruppo 3, Claudio Manfè. Avevi detto gran cose di questa vettura ieri. Sì, perché è un 8V molto spettacolare e altrettanto rumoroso. Poi Marito Favero ne è talmente innamorato di questa sua MG, è vero? Lasciamo per un istante la nostra voce in contrapposizione al sound meraviglioso di questa Osella che è pronta a partire. Uno spettacolo per le orecchie. Andrea Fiume con la sua Super Osella, al quale farà da contrapposizione sicuramente la grande partenza che metterà in scena Loris Peroni, pilota fiorentino. Loris Giuliano Peroni. Ricordavamo prima in gara 1 l'Osella, questo sport prototipo frutto dell'ingegno e della caparbietà di Enzo Osella, che aveva iniziato con l'Abarth e poi come una spin-off, dicevamo, ha creato questa factory piemontese dell'Osella che aveva tentato anche la strada della Formula 1, poi si è riconcentrata sulle cronoscalate dove è proprio il terreno specifico per queste vetture. Pilota piemontese, il suo tempo rispetto alla prima manche di gara, ottima prestazione uguale anche in questa seconda fase di corsa per Giorgio Tessore, 3,56 e 56, 4,05 il tempo di Deregge. Attenzione alla piccola 12 di Daniele Ortolan, eh sì, te l'ho detto, si alza di poco, mezzo secondo, 3,52,14 per Daniele Silhouette Ortolan, che si issa fino al terzo posto assoluto con la piccola 112 Abarth. Ancora una prestazione da cornice davanti a una Escort RS e un certo Rino Moradore davanti a una Porsche 911 e adesso il velocissimo Erwin Morandel con la sua X19. Morandel che ha fatto anche lui un tempo più alto rispetto al primo giro, 3,49,97. Ciò non gli impedisce di stare comunque in seconda posizione tra le auto storiche, quantomeno quelle coperte. Ci sarà da capire perché spesso si alzano i tempi, evidentemente anche le nostre previsioni di una pista gommata, ma gesticamente sempre al comando Rino Moradore col suo 3,42,14 davanti Andrea a Fiume, Erwin sì, Morandel a tutti i e dischi a verdi, Sergio De Martini. 6 secondi e mezzo di vantaggio su tutti con l'Osella bianca. Altro Osella,
percorrere prima di vedere la bandiera a scacchi di questa gara 2. Il cronometro nella seconda variante lo pone a 3:22, quindi da lì in poi sappiamo che ci sono poco più di una decina di secondi per andare alla conclusione. Dovrebbe andare con un tempo di poco superiore ai 3:30. 3:31,86, 3:31,86, quindi anche Loris si peggiora di un paio di secondi, 2 secondi e 8 decimi per l'esattezza. Ciò non gli impedisce di essere al comando di tutta l'intera categoria storiche con la migliore prestazione assoluta, 7 minuti quasi netti. Ovviamente tu sarai in grado di spiegare perché Giuliano Peroni lo chiami Loris. Ma forse è meglio che lo spieghi il figlio che ci sta ascoltando, perché il nome d'arte Loris non deriva da nomignoli dati dai suoi amici in questi anni, è una cosa che risale agli anni 70, è vero? Sì, il nonno si chiamava. Il nonno, in onore del nonno. Sì, ma l'hanno cominciato a chiamare così quando Giuliano Peroni, da piccolino, anche lui con le piccole bicilindriche, cominciava i suoi primi passi nel mondo del motorsport. Federica, intanto che parte Zardo, veloce. Siamo qui con Pizzol Fabio, anche lui in testa alla classe, sentiamo un pochino le sue emozioni per questa seconda manche di gara. Sarà una seconda manche di gara piuttosto combattuta perché il distacco è molto risicato, sono solo 37 centesimi. È bello così, però la tensione e l'adrenalina stanno cominciando a salire. Spero di portare a casa la mia prima vittoria di categoria. Te lo auguriamo tantissimo Fabio, buon divertimento. Grazie mille a voi, ciao. Paolo De Zan sulle nostre immagini, il Paolino nazionale, o meglio il Paolino de Fregona, anzi di Osigo al traguardo, 4:32,24, quanto aveva fatto prima? Dura saperlo, siamo fuori dai 13 ovviamente. Sì. 4:32, 9:10 di totale, fallo tu il conto. Ne ha Eccolo alzati qua. 4, ne ha alzati 4. No, abbassato. Ah no, ne ha abbassati quanti 6 addirittura, molto bravo, quindi Paolo De Zan ha tolto un secondo al chilometro ed è 18° della classifica generale tra le auto storiche. Quello che come istruttore di guida vorrebbe dai suoi allievi, abbassa un secondo al chilometro. Intanto abbiamo Danny Zardo dentro e curiosi ovviamente di vedere se il pilota di Arcade se riuscirà a migliorare il suo riscontro cronometrico di prima manche di gara 1. Allora, perché nelle nostre immagini l'ultima variante la BMW M3 del Trevigiano dovrà andare intorno ai 4:05 nel finale. Sì, coi per lui del secondo settore, quindi ci affidiamo a quello che i cronometristi diranno a livello di uscita della Renault 5 bianca e blu. 4:01,72 Niederstetter quindi non dovrebbe avere problemi a balzare a comando. Questa gara 2 se la fa sua con 4 secondi di vantaggio su Vincenzi, e per somma delle manche stessa cosa, perché ha alzato sì 2 secondi rispetto al primo giro, ma la somma dei tempi non mente, è sempre lui il mattatore del quarto raggruppamento autostoriche. Ottimo il tuo commento sulle auto storiche che conosci da storico di questa gara, e quindi io sono qui che pendo dalle tue labbra e non posso ecco Matadori intanto. Che velocità all'ingresso della variante di Pian de Spina, si è dato una bella svegliata. Io ho detto proprio anche in maniera ironica che, sapendo che Stefano Peroni era l'avversario di riferimento, si era già tolto di mezzo con quel brutto incidente nel corso delle prove del sabato, oggi avrebbe poco più che passeggiato. In effetti la sensazione in gara 1 è stata quella, non è certo il tempo che ci aspettavamo da Danny Zardo. Qui sembra veramente aver cambiato marcia il Trevigiano di Arcade, ci aspettiamo un tempo vicino ai 3 minuti. 3:01,47, ne ha tolti 11. Adesso sì, cominciamo a fare sul serio, adesso cominciamo ad apprezzare il Danny Zardo che tutti conosciamo. Finalmente la prestazione d'autore, 3:01 con una macchina storica del 1980. Giù il cappello ancora una volta per Superstar Danny Zardo, non si è assolutamente accontentato di nulla. Assolutamente. Ma noi ce lo aspettiamo con le vetture moderne, perché è chiaro che tra le storiche insomma c'è un dominio netto, lo volevamo vedere. 0-1 l'hanno fatto in sequenza prima Romy, tanti altri piloti con le vetture moderne, quindi esatto.
ti dà l'idea del passo che ha adoperato Zardo adesso per guidare questa bella, efficace finché vuoi, ma comunque datata già degli anni 80. Ma giustamente, come ci ha spiegato lui, per guidare una norma, una nuova proto, insomma quelle vetture di altissimo livello, c'è bisogno di allenamento, c'è bisogno di abituarsi, di stare molto in macchina, cose che lui attualmente non può più fare. Sono vetture ovviamente molto performanti, che gli stessi Fagioli, Merli guidano, quindi hanno una... Avete continuato a costruire questa vettura e l'avesse resa disponibile nel 1989, non aveva mai corso in macchina e mi ha chiesto se gli insegnavo l'Alpe del Nevegal. Gliel'ho insegnata così bene, ho detto prima che parta la gara, gli ho detto attenzione perché io credo di correre il poco recondito rischio di prenderle da te. Un bravissimo pilota. Sperando ovviamente che gli eredi Zanin riescano veramente a fare quel salto di qualità a livello nazionale e internazionale, con l'esperienza maturata anche nello junior team di AC Sport. Assolutamente, vetture NS vuol dire gruppo N scaduta omologazione, non possono più correre tra le moderne, ci sono in un contenitore che la federazione ha lasciato loro come finestra per terminare la loro vita agonistica. Tra queste c'è Antonio Spadafora, il pilota che si sta concentrando alla partenza e a cui è dedicato questo primo piano. Anzi no, era già andato Spadafora, visto male probabilmente. Eccola lì, infatti, l'immagine della 106 bianca e gialla di Spadafora nel nostro monitor di servizio. Eccolo Antonio anche nel tratto finale, va al traguardo, 4:44 e 06 per lui. Federica Parco Partenza. Secondo per 9 decimi Alex Ferré, com'è l'emozione adesso della seconda manche e per cosa insomma stai gareggiando? L'emozione è forte, andiamo a prenderlo, ci dividono 9 e 9 decimi, ho fatto un errore io nella prima gara, adesso vediamo di non farlo più, di andare a prenderlo. Coltello fra i denti e andiamo a vincere. Beh, mi piace così, Grande è Alex, buon combattivo, divertimento. incredibile. Alex Ferré non molla di un grammo, è vero Carlo Ragogna? Che cosa scriverai anche di questa categoria? Beh, certamente che c'è ci sono dei Attenzione, duelli. qui a Corsi forse non lo conoscevi, è il più esperto di tutti, perché queste rampe del Cansiglio le ha preparate minuziosamente in virtù di una vecchia conoscenza del tracciato, ma oggi veramente ha tirato fuori gli artigli, perché Ferré è uno che si è preparato bene per tentare di vincere la gara di casa. Praticamente lui abita
Cansiglio. Beh, in effetti quando il duello è sui decimi di secondo poi sono i dettagli che fanno la differenza. Beh, del resto erano 9 i decimi che li separavano lui e Accorsi al termine di gara 1, lo ha detto ai microfoni di Federica, quindi io ci provo. Ci ha provato Pizzol, guardate cosa passa nella testa di un pilota di casa quando conosce la strada a menadito. Non bisogna fare errori, bisogna cercare di rifare il tempo di precedenza. Veloce allora, 3.59 gara 1, 3.58 gara 2. Federica, palco partenza. Fabrizio, in 10 secondi l'emozione più bella del tracciato. La prima curva in pieno, fantastica, una botta di adrenalina fino Scatenatissimo Cerri, un attimo alla variante, ancora qualche istante per vedere Michele Da Rosa. La conclusione non ce la fa con Cerri, quindi Federica aspettiamo al un prepartenza. attimo Federica, semplicemente perché deve partire Fabrizio Bormartini. Sì, ma ce la facciamo. Però Fede alla vogliamo- prepartenza. Sentiamo ancora Mauro tra la prima e la seconda manche di gara, se l'adrenalina è ancora alta. È altissima perché sulla prima manche ho passato 7 secondi e speriamo che vada ancora meglio la seconda. Interrompo l'intervista perché c'è Accorsi nel frattempo. Grazie, alla Mauro, buon conclusione divertimento. Lorenzo, 3.40 e 84. 3.40 e 84 per Accorsi, dovrebbe essere il tempo del primo giro. Controlla un po' sul tuo tabellone di servizio. 3.40 per Lorenzo Accorsi anche in questa gara 2. La battaglia delle Honda Civic si sta consumando. È uguale, identico alla prima tornata. Accorsi, Adriano Capraro è già a 45 di cronometro. Traguardo anche in quinta posizione della generale Michele Da Rosa, ripete il tempo del primo giro con 3.56 preciso. Tieni d'occhio Alex Ferrer, siamo a 3.32 di cronometro. Caro Carlo, nel finale
anche la presenza di questo velocissimo Toto Berto. Eccolo, il pilota di Bassano, 3:56,98, ha fatto davvero la differenza sugli avversari. Toto Berto 3:56,98 per un totale che gli vale la 17ª prestazione assoluta, 7:54,52, e ovviamente il miglior tempo in RS 2000 aspirate. Questo è Flavio Vettoretto, è andato al passaggio dell'ultima variante. La macchina blu del Feltrino dai fari rosa va alla conclusione. Beh, bravo, 3:59,50, molto buona anche la prestazione di Vettoretto, secondo tempo 2 secondi e 5. L'obiettivo neanche troppo celato, troppo segreto ovviamente dell'automobile Treviso è possibilmente riuscire ad andare nel campionato italiano super salita, che è l'elite delle 7 gare più importanti. Per fare questo bisogna chiamare in AC Sport un osservatore. Qui Angelo Centola, tutto il gruppo di lavoro del AC Treviso lo ha fatto e ha identificato nella persona di Olimpo delle 7 sorelle. Siccome c'è una rotazione da applicare ogni anno, un paio di queste gare lasciano il posto ad altre, giusto perché non siano sempre le stesse 7 ad animare il campionato della massima serie in montagna, e io spero che un giorno, da buon vittoriese, da buon trevigiano, questo avvenga anche per la Vittorio Veneto Cansiglio. Luciano Moscardi intanto va alla conclusione. Vorrei sottolineare l'ottimo tempo di Della Maria, 3:58,79, quello di Moscardi 4:02, Federica dal Parco Partenza. Ed ora ai nostri microfoni la voce di Deborah. È veramente emozionante, però di solito sono abituata, ecco, a competere con le mie colleghe con cui vado sempre molto d'accordo. Pensavo di trovarne qualcheduna, invece no, mi sono trovata da sola e vincere sarà facile da soli. Dai Deborah, buon divertimento per questa giornata. Brava Deborah Boccolini, la pilotessa che arriva da Perugia, sempre sul pezzo, sempre pronta, sempre coriacea, lei che sta supportando una grave malattia che l'ha afflitta e della quale è testimonial, e che con grande coraggio e determinazione appunto porta avanti anche la sua attività agonistica. Abbiamo visto nel frattempo alcune immagini dal campo di gara dove Paolo Venturi, se non erro, è ad occupare la prima posizione per quanto riguarda le RS, ma chiedo a Gasparri del centro classifiche della Federazione Cronometristi magari poi di metterci di nuovo in grafica la classifica appunto della RS 2000 aspirate. Eccolo che arriva puntuale, vittoria di Paolo Venturi con 3:56,96 per 2 centesimi su Toto Berto. Avevo visto bene, non avevo capito se era Venturi davanti o Toto Berto dietro. Bene, adesso arriva la grafica a dirci che è Paolo Venturi e con un colpo di reni, anche difficili da comunicare e da commentare, e comunque valgono al pilota di Montebelluna la vittoria in gara 2. Ribadiamo sempre il concetto che poi anche le premiazioni si premieranno i piloti in base alla classifica con la somma dei tempi, ovviamente, però sì. Gara 1 e gara 2 per quanto riguarda i punti in classifica per il CVM, ovvero per il campionato italiano velocità di montagna nord, sono due competizioni distinte e con lo stesso identico punteggio. Non so se hai commentato la partenza del Taco di Bergamo, Mario Tacchini, io invece commento l'arrivo per
se la prima è stata buona è difficile, quasi impossibile, lo sottolineo ancora, e soprattutto con questa calura, riuscire a migliorare i crono. Non so e se te lo sia dimostrano stato... i piloti locali, e in questo Michele Da Rosa è un termometro. Lui ha fatto un tempo in gara 1 che per pochissimi centesimi ha ripetuto in gara 2. Non è che andando sulla seconda manche si inventa l'acqua calda. Ma secondo te questi piloti che sono qui oggi, chi più chi meno, nei giorni scorsi erano qui a fare dei giri Sicuramente di sì, prova? la gente ce lo dice, e diciamo che dalla scorsa settimana, dai primi giorni della scorsa settimana, si è un po' animata la strada 422, ma è normale. Adesso pare che ci sia una piccola sospensione. Sì, è arrivato Kraner alla conclusione con la sua Clio, stazione assoluta. Io in realtà poi stavo seguendo determinati intermedi e non ho visto sul suo compagno di cittadina, tutti e due da Malcesine del Lago di Garda, sia Bonmartini che Lombardi. Lombardi corre con una BMW M3 e ha 6 secondi e 6 per somma delle manche secondo tempo. E come dicevi tu prima, la sfida, il duello tra Lorenzo Accorsi e Alex Ferro, che si sono ribaltati le posizioni rispetto a gara 1, e in questo momento quindi il vincitore è Lorenzo Accorsi, e la differenza, se andiamo a contare, sono 27 centesimi in chiave assoluta, quindi 27 centesimi su quasi 11 km, oltre quasi 12 km di gara. Si possono stringere la mano e bere una provvidenziale birra, una là in cima alla Valsalega e un'altra quando scenderanno, perché veramente sono stati bravissimi entrambi. Io ricordo una ricognizione in cui ho cercato di seguire le tue linee in salita e le ho un po' perse onestamente, ma mi sono perso anch'io in realtà. Ma invece quando sono 12 centesimi così, quanti metri sono? Se una manciata saranno 10 metri? No, saranno centimetri. Non si arriva al metro di lunghezza, vai tranquillo. Campeggia la didascalia dei 100 anni della Vittorio Veneto Consiglio nel nostro monitor. Campeggia lì a segnalare che questa è la gara del centenario. Sì, una gara che... Tranquillo però, il nostro uomo di partenza pensa che lui è qui, era qui negli anni 90 quando la gara è ripartita, ma lui per tanti anni è stato l'anima degli incolonnamenti al Motor Show di Bologna, quindi un palmarès di tutto rispetto. Voi non lo vedete inquadrato, per il nostro commissario d'eccellenza, 23 edizioni di Motor Show per Checco Parro, bravissimo. Stavamo dicendo che la gara, ecco, intanto riparte, quindi ci teniamo per dopo. Ho dei gesti da parte dell'ispettore della sicurezza che non riesco a capire, se tu riesci a tradurre lo stupidismo di Nardari, mi aiuti in questo senso. Forse sta tagliando l'aragosta, qualcosa del genere. Non ho sbagliato. Si riferisce alla famosa cena di pesce. Vabbè, adesso ho capito. Allora, partita di nuovo la Consiglio del Centenario gara 2. Qui sono le vetture di Cap che sono in strada. Questa è una bella Clio RS fase 2. Poi c'è la Honda Civic di Adriano Pilotto, il pilota padovano. Viene da Galliera Veneto, infatti. Che dici? Facciamo sentire anche un po' di Sano Sound? Certo. Bello, no? Qui intanto, guarda, sono immagini dal vivo, sono tutte per la Renault Clio di Perotto che ha cofano aperto, posizione di estrema sicurezza. Le andate a catturare il nostro cameraman della chicane di Piandespina, quindi quella che vedete non è una macchina a bordo strada, anche lui come vedete si è già tolto la tuta, Perotto l'ha portata in sicurezza al di là delle barriere di delimitazione. Tanto è partito Grossi ha un bagaglio importante, 2 secondi e 8 di vantaggio su Ivano Cenedese. Ivano Cenedese, che dicevi stamattina in serie di commento, che ha diradato le gare, quindi non riesce più ad andare a forte come gli riusciva un tempo, soprattutto quando gareggiava nei rally, e questo ovviamente anche con gli anni che passano. Però in questa specialità vediamo tantissimi piloti over 60, ma che dico over 70, sì, ma che dico quasi over 80. Tanti locali, soprattutto tu non si sei accorto per esempio nel bailam di immagini che passano, comprese quelle della bella e brava Deborah Broccolini, che manca alla partenza la freccia della Cal Delivera, Fabio Zanette,
rinunciatario con la Mini Cooper. Parte la Broccolini, intervista dal paddock di prepartenza. Federica. Cristiano, 19 anni, ma tiene testa a piloti che ormai corrono da diversi anni in questi tracciati, quindi chiediamo a lui che cosa ne pensa di questa giornata. Bellissima giornata, è un bellissimo tracciato che, come tutti quelli che affronto quest'anno, è la prima volta. La prima manche abbiamo trovato un concorrente in mezzo alla strada, quindi abbiamo dovuto ripartire, però abbiamo dato il massimo, tenteremo di migliorarci adesso. Sicuramente sei già un vincitore nato. Cosa? Ti senti già un vincitore? Sì, già a farla mi sento vincitore. Grande Cristiano, è un ragazzo di 19 anni con tutta la sua spontaneità. È chiaro che lui adesso ha la strada leggermente spianata per la conquista del primato, quella strada che gli ha aperto Silvestro Ceschini in precedenza. Certamente in gara 1 abbiamo avuto questo incidente, per fortuna senza conseguenze per il pilota Silver di Conegliano, che riprendeva proprio oggi dopo tanti anni di stop, e forse questa è stata la spiegazione di aver esagerato un po' dopo tanti anni che non riprendi mano alla mano. Ieri ha fatto 2 manche di prova tutto sommato, e oggi insomma, ha spinto subito forte, è andato a schiantare la vettura e ha rimesso 3 ruote, quindi anche con un danno cospicuo alla carrozzeria, e c'è stata una sospensione di oltre mezz'ora, e quindi dicevamo anche di quanto sono abili questi piloti nel mantenere la concentrazione, o chi è partito addirittura a rientrare, resettare e ripartire per essere comunque competitivi al massimo. E questo è sempre un aspetto particolare di queste gare, in cui è difficile, c'è il caldo, c'è il casco, il sottocasco, la tuta, la temperatura, ci sono le interviste, ci sono i meccanici che si avvicinano. Voi pensate invece in pista, in ambienti ipercontrollati, ma non solo della Formula 1, anche dei GT, dove i piloti sono inavvicinabili e possono mantenere qui la concentrazione. Qui invece, che rischiano ovviamente andando velocissimi in questa strada in salita molto stretta, però sono capaci di mantenere la concentrazione. Dischi verdi intanto per Adriano Pilotto, che va alla conclusione, sesta prestazione assoluta con 7:27:50. Bravo Pilotto, ha mantenuto la concentrazione altissima ed è per il momento al comando, ma sta arrivando come una fionda Gianluca Luigi Grossi da Milan. Vediamo il tempo di questa gara 2, 3:36:56. Ne ha alzati 3. Attenzione, si può riaprire la corsa. Questo dipende solo da quello che vorrà fare Ivano Cenedese, che ne aveva presi quasi 3 in gara 1. Un attimo aspettiamo Federica, perché dovremmo avere Ivano nelle nostre immagini all'ultima chicane. È il pilota di Santa Lucia di Piave, infatti, che passa indenne l'ultima variante, gira 3:30 il cronometro. Dai, potrebbe ancora farcela battere il 36, siamo lì, stessa linea, va a vincersi gara 2, 3:35:89 per la somma delle manche. Probabilmente non ce la fa più, però resta c'è dietro uno pari tra lui e Grossi, con vittoria di Ivano in gara 2, 3:35:89. Federica, se c'è ancora qualcuno con te, prego. Ha sganciato la telecamera, perfetto. Oddio, vai pure, non c'è problema, è partito. Vai. Cerco di fare il possibile, anche se penso che sarà dura, perché c'è caldo, e vediamo insomma di fare il possibile, dai. Darai il tuo massimo sicuramente. Sicuramente sì, adesso ci provo in tutte le maniere a stare davanti. Non so se ci riesco, ma cerco di farcela, insomma. Buon divertimento. The Finnick Man, così lo chiamano tutti gli appassionati bellunesi, il Supercaio Caldart. Intanto eccolo là, Cenedese va alla terza prestazione assoluta con 3:35:89. La soddisfazione, anche se per pochi centimetri. Tra Grossi e Cenedese. Deborah Broccolini intanto al traguardo, anche lei interessante, alza notevolmente. Pilota di Conegliano Veneto, non c'è stata assolutamente e non ci sarà la possibilità di ripristinare la vettura, quindi corsa finita per un pilota che da ben 13 anni non tornava a calcare le scene di una competizione in montagna. Curiosi ora di vedere cosa riuscirà a fare Cristiano Piccin, che è appena partito. Sì, ottima la prestazione intanto di Tomaselli con l'Alfa Romeo 147 Cup, che è andato alla settima prestazione assoluta con 7:24:96. E adesso ci attendiamo ancora qualcosa di stratosferico da parte di Dennis Alfaus, mezza casa. Sì, intanto con Cristiano Piccin si è conclusa la truppa delle Ibiza Cup, delle Seat Ibiza della
RS Turbo Cup 1, le Seat Cupra 1.4 di cilindrata, che fanno parte insomma di questa categoria che è ben rappresentata anche a livello di super salita, perché quest'anno l'Ibiza Cup è entrata a livello federale nelle competizioni organizzate da AC Sport, e quindi questo è stato un grande risultato. Alex Picchi sta dominando la super salita, Cristiano Piccin sta dominando l'Ibiza Cup a livello di CVM. Naibo intanto sta dominando la sua Ibiza rossa e gialla nelle varianti, ci sta litigando un po' il pilota di Ronchi dei Legionari, che è passato senza colpo ferire nella prima, e adesso aspettiamo ovviamente alla seconda, che è qui nelle nostre immagini. Nel frattempo vado sul monitor di servizio, dove Robby Boscariol non ce l'ha fatta a mantenere la parola che aveva e si era prefissato, cioè quella di andare sotto i 3.40, e purtroppo ha alzato anche il tempo di questa gara 2 per un totale che lo vede in nona posizione della classifica generale a 7.26.60. Primo tempo di riferimento delle Ibiza per questa gara 2, Marco Naibo 3 minuti e 58. 3 minuti e 58, andiamo a controllare quanto aveva fatto in assoluta in precedenza. Credo che sia lì, forse ha migliorato un secondo, sì, andiamo a vedere qua. 3.58.83, è rimasto lì in pratica. E Sell, anche lui si peggiora di qualcosina, 3.50.33, va al comando della corsa il goriziano Sell. Purtroppo c'è interruzione della gara, perché sembra che questa volta l'incidente sia accaduto al padrone della box competition, Federico Girardi. Non lo vediamo infatti nelle immagini, il pilota coneglianese. Un vero peccato, sta girando gli intermedi di Giacetti, di De Martin, anche quelli di Cristiano Piccin. Ovviamente siamo oltre i 7 minuti, quasi 8 per Girardi, tempo troppo alto per non pensare che sia proprio la vettura numero 54 quella interessata a questo stop della corsa. Non sappiamo ovviamente né la posizione dove questo è accaduto e né il tipo di incidente che sia occorso a Girardi, chiamiamolo così. Sì. Sell 7.39.59, somma di manche, 15ª prestazione per lui. Sì, Girardi che aveva girato in 3.52.03, quindi evidentemente qui ha avuto dei problemi, speriamo nulla di grave, e anche perché non vorrei che fossero proprio le Ibiza a caratterizzare le sospensioni di questa gara, che finora si è svolta in maniera, direi, ottimale. Intanto ricordiamo così anche per livello statistico che questa è la 42esima Vittorio Veneto Consiglio. Nella sua storia centenaria ha avuto alterne fortune legate ovviamente anche al periodo di sospensione bellica, ma a problemi economici, a contrasti. Insomma, tuttavia ha vissuto queste stagioni dal 1924 al 1931, poi la ripresa nel dopoguerra dal 48 al 52, poi ancora una sospensione abbastanza lunga dal 65 al 1973, poi una ripartenza dal 1991 al 2012, e poi ci sono voluti 10 anni di europeo in carica, ma poi l'eroe di casa Denizzardo, e poi nel passato interamente sosterrato, con un percorso quasi di 15 km in cui le macchine venivano fatte partire ogni 3 minuti per consentire che la polvere si depositasse. Probabilmente non si depositava neanche del tutto, per cui i concorrenti dovevano sfidare anche quell'elemento. Però io vorrei parlare con te di quello che è stato il passato recente della Vittorio Veneto Consiglio, cioè la sua ripartenza, perché l'ultima gara qui si è corsa nel 1973, poi ci sono stati ben 18 anni di buio assoluto. Vuoi un po' anche per la crisi economica, vuoi anche perché nessuno si faceva avanti, e ovviamente in questo anche l'ACI Treviso era un pochettino latitante in quegli anni, non c'è stata proprio la possibilità di inserirla nel calendario delle gare nazionali che contano. Quindi letargo di 18 anni per la Consiglio, che poi per forza di volontà di un gruppo, di un personaggio che risponde al nome di Armando Tonelle, della sua autocross alle cave,
rinasce dalle ceneri di questo 1991 e viene realizzata, direi, in tempo record, perché in poco più di un mese hanno messo in piedi la macchina organizzativa che ha fatto partire la competizione proprio in quel 1991. Non partivamo da qui, ma partivamo esattamente dal ponte di Dorigo, quindi la gara era un pochettino più corta, l'arrivo non era posizionato dove c'è la striscia adesso, ma in realtà era posizionato sulla prima parte del rettilineo di Valsarica. Questo plurale Majestatis nella ripartenza del 1991 e anche perché corsi tu anche quella edizione? Sì, ho corso anch'io e insomma era la prima volta, perché dal 73 era un po' dura che corressi, avrei avuto 15 anni, quindi me le andavo a vedere seduto sul carro attrezzi di un amico di famiglia che quindi era posizionato proprio nella zona del ponte di Dorigo per il recupero eventuale delle auto incidentate di quella posizione. Ecco, hai detto che il percorso non era come quello attuale, era più lungo innanzitutto? No, era più corto, ti ripeto, si partiva dal ponte di Dorigo, quindi 5 km e mezzo, qualcosa del metraggio. Quindi era anche una scelta diversa rispetto all'attuale, perché adesso si decise, chi organizzava decise di partire da lì probabilmente per avere un incolonnamento un po' più tranquillo, quindi tutta questa strada che vedi che porta lì al ponte di Dorigo serviva per incolonnare le vetture e rendere molto più fluida la viabilità dell'abitato di Fregona. Certo che invece adesso da alcuni anni, anche prima dell'ultima sospensione, la gara che parte dal centro di Fregona, questo rappresenta ovviamente un traino incredibile anche per il pubblico, per l'interesse anche di quei curiosi, di quelli che non sono proprio estremamente appassionati della specialità, ma godono, che è il centro focale della manifestazione, quindi certo, per forza di cose bisogna partire da lì. Tanto da lontano saluto l'amico Stefano Cossetti, anche lui giornalista di vecchia e confermata fama, che tra l'altro ha un suo broadcast televisivo dove conduce una trasmissione che si chiama Quattro Tempi. Possiamo fare anche una pubblicità a quello che lui realizza, e sicuramente qui per preparare poi un servizio riepilogativo della Vittorio Veneto Consiglio del centenario. Se Stefano Cossetti vuole raggiungersi qui ai microfoni, pordenonesi entrambi, no? Pordenonesi entrambi, io poi insomma sono un allievo di Stefano Cossetti, anche se non è stato un maestro diretto, ma sicuramente l'ho sempre seguito e stimato, e quindi se vuole venire qui a darci un suo commento sulla Vittorio Veneto Consiglio e sulle ma io l'avevo chiesto questa stessa cosa anche alla velocissima freccia dell'Ivera, Fabio Zanette, solo che non so dove sia andato a finire. Mi aveva promesso che sarebbe venuto qui a parlare ai nostri microfoni, ma evidentemente è più facile dire che fare per qualcuno, e così anche per Zanette mi sono perso l'opportunità di sentire la sua viva voce dopo il ritiro al termine di gara 1. Probabilmente sarà quella toccata alla chicane che ha reso nervoso l'uomo mobile per eccellenza, perché più mobile di lui non c'è. È in silenzio stampa, come vedi. Intanto arriva anche Stefano, vieni pure, fai il giro. Vieni pure Stefano, fai il giro. C'è una corsia preferenziale per arrivare qui, bisogna fare un po' di slalom, ma ne vale la pena. Io credo che intanto la palma della sfortuna, utilizzo questo termine, ma ve ne verrebbero 100 altri di diversi per dire la stessa parola, oggi ce l'abbia Denis Alfaus mezza casa. 2 volte che tenta di partire, 2 volte per un 20 minuti, mezz'ora che rimane fermo lì alla partenza incolonnato. Buongiorno Stefano, vieni pure. Ora, volete fare un'intervista 2 tra giornalisti? Oh, io lo faccio, vieni qua. Incrociamo. Allora Stefano, sono venuto a pettinare le bambole. Esatto, perché hai capito, la gara è sospesa, quindi darvi una mano per passare il tempo. Proprio così, abbiamo bisogno di riempire questi attimi di attesa. Innanzitutto perché sei qui? Ma io sono qua perché sono appassionato di automobili da quando sono bambino. Abitavo sulla Pontebana in provincia di Pordenone e per me quando finiva la Vittorio Veneto Consiglio si trattava di aspettare dietro le finestre di casa che passassero vicino le automobili ancora con i numeri dipinti a pennello, e la fortuna era che c'era davanti a casa mia un distributore
i friulani che rientravano a Udine, se dovevano fare benzina si fermavano, io mi fiondavo a vedere queste macchine. Ecco, questo era il mio rapporto da bambino con la Vittorio Veneto Cansiglio. Poi per anni sono stato corrispondente di Autosprint e con Autosprint abbiamo tentato, facendo articoli negli anni meno sospetti, di rifare la gara, di spingere perché si rifacesse, cosa che poi è avvenuta, e diciamo che poi un anno fa, roba recente, ero qui per la rivista Grace che dirigevo, nel frattempo la rivista non c'è più purtroppo, e adesso sono qui per Quattro Tempi, che è un digital online su band voodoo.tv, dove cerchiamo di raccontare il motorsport con una visione da appassionati, nostalgici anche, ma comunque anche con un occhio a quello che è di moderno. Tu hai 40 anni ormai di carriera e in effetti nasci con la carta stampata e poi arriva il digitale e adesso c'è anche una difficoltà proprio oggettiva per i giornali. Qui non voglio ovviamente girare il coltello nella piaga sulla chiusura di Grace e Tutorelli, però non abbiamo neanche una rivista ufficiale per le cronoscalate, per dire, ok? Quindi c'è questa difficoltà e ormai è un mondo digitale che bisogna affrontare e gestire, tra l'altro. Ma io dico che se non c'è una rivista dedicata alle cronoscalate, evidentemente non c'è una percentuale di massa critica che ne sente il bisogno. Io ritengo che in questo momento ci siano 2 siti web dedicati alle cronoscalate, il tornante e cronoscalate.it, che fanno un lavoro importante e non c'è niente da fare. Il mondo è andato avanti, c'è un sacco di gente. C'è ancora tanta gente che dice a me piace l'idea di sfogliare un giornale, ma evidentemente i costi, oggi come oggi, per stare in edicola e andare con un giornale in edizione cartacea sono molto alti e non sempre conviene. E allora ci ritroviamo qui a ragionare sull'approccio digitale. Intanto c'è una SEAT che è ridiscesa, a questo viene data la chance di ripartire ovviamente. Sì. Quello che volevo dire, quello che trovo anch'io è nato, diciamo, realisticamente nelle cronoscalate è perché ci fanno battere il cuore, perché ci fanno ricordare quella cosa che i rally invece hanno perso, proprio il contatto del paese con il pubblico, quando le assistenze erano libere, quindi ci si metteva in qualsiasi garage privato sulla strada, ci si improvvisava. Anche le assistenze ufficiali erano così, ci ritogliamo degli spazi. Qui abbiamo una serie di paddock dipanati sul paese ed è un modo particolare per vivere
Cup, che come avevamo più volte ripetuto, anche per valorizzare questo contenuto privato che poi è diventato pubblico con l'ufficializzazione da parte della federazione, da parte di AC Sport, queste vetture stradali tutte uguali, con le stesse gomme, e quindi insomma su un piano di parità lo spettacolo è più autentico, oserei dire. Riprendi un po' di fiato, caro Carlo Ragogna, ne hai anche bisogno e soprattutto facoltà, così come hanno fatto i nostri concorrenti, ma soprattutto i commissari di percorso che in maniera velocissima hanno riportato indietro quella serie di vetture che quindi saranno richiamate ad affrontare il restart, cioè Nicola Giacetti, Marco Colin De Martin e Cristiano Piccin, che sono di nuovo sulla linea di partenza, ovviamente in attesa di ordini da parte della direzione di corsa di quando si potrà ripartire. Sembrerebbe ormai conclusa anche l'operazione di messa in sicurezza della vettura dello sfortunato Federico Girardi, che suo malgrado ha fermato di nuovo le partenze in questa gara 2 della Vittorio Veneto Cansiglio, altro pilota dell'Ibiza Cup quindi che non vedrà il traguardo, ma per gli altri c'è ovviamente la possibilità di migliorare qualcosina se qualche errore avranno commesso o avessero commesso nel corso appunto di questa gara 2. I tempi ci sono, siamo alle 3 del pomeriggio, c'è ancora tanta bella luce, c'è ancora possibilità di correre alla grande, come visto qualcuno i pensieri se li è presi anche in gara 2, tra questi vorrei segnalare Ivano Cenedese che non ci stava assolutamente a prenderle dal suo avversario di riferimento Grossi e pur non avendo fatto il tempo del milanese al primo giro ha comunque vinto gara 2 con un tempo inferiore appunto a quello del lombardo. 3:35,89 come ricordavamo prima contro i 3:36,56 di Gianluca Luigi Grossi. In precedenza anche Fabrizio Bonmartini, come puoi vedere, ha limato ben un secondo netto alla prestazione del primo giro. Probabilmente potrebbe averli guadagnati proprio nella prima variante, perché è lì che ha detto a Federica prima in intervista che voleva tener giù. Però la cosa che vorrei farti notare è sconvolgente assolutamente come Alex Ferré abbia fatto un 40 netto, che è il miglior tempo assoluto di manche, lo ha fatto nella seconda e pur facendo questo tempone per somma delle due gare non è riuscito a sopravanzare il suo avversario a corsi, nonostante appunto abbia in gara 2 fatto questo straordinario 40 pulito. Sono i corsi della vita, delle corse in montagna, purtroppo 9 decimi anche in questa gara tra due che vanno uguali sono davvero pesanti da levare, ci ha provato, ha fatto il nuovo primato del tracciato, però rimangono questi 3 decimi di differenza, 27 centesimi per l'esattezza cronometrica alla fine della corsa. Senti, ma ci sono, l'abbiamo ripetuto più volte, se hai fatto delle ricognizioni con dei piloti, ma ce ne sono parecchi che si rivolgono a te per avere dei consigli oppure si schermiscono? Non ho capito precisamente la domanda. Dicevo il fatto che abbiamo ripetuto più volte nel corso delle dirette ieri e oggi sul fatto che hai fatto fare una ricognizione accompagnando, anzi guidando letteralmente piloti anche di alta gamma come lo stesso De Gasperi e anche Caruso, ma ce ne sono di piloti che si rivolgono a te? Beh, insomma, sì, più di uno direi, potrei aprire una scuola in questo senso, ma non avrei il tempo neanche la volontà di farlo. Però effettivamente sì, soprattutto i tanti piloti, nonostante forti, nonostante bravi, che magari qui non hanno corso poche volte e non con la determinazione sufficiente, è chiaro, te lo chiedono, un giro 2 la passata per capire se le mie linee, non quelle mie personali, ma le loro sono quelle giuste, e questo lo fa. Altro driver locale, indubbiamente. Poi non è solo una questione di Vittorio Veneto Cansiglio, ovviamente, ma ci sono dei consigli, degli insegnamenti che possono valere per tutte le gare in salita. Sì, certo, questo vale come regola generale per tutte le cronoscalate. Intanto sono immagini ormai diventate di repertorio, quella Race One On che state vedendo nelle immagini, giusto per dare ancora un po' di colore, un po' di movimento alla nostra azione, che ancora non c'è. Lo comunico questo a coloro che fossero in collegamento solo da pochi istanti sui nostri
canali sociali, a tutti quelli collegati appunto all'evento in questione, 100 anni della Vittoria Veneto Cansiglio. Quelle che state vedendo non sono immagini in diretta, sono il nostro classico tappeto di copertura quando avvengono incidenti di una certa lunghezza, come il caso di Federico Girardi che ha prolungato il restart della competizione. La cerimonia di premiazione si svolgerà dinanzi al municipio, come l'anno scorso, come gli anni scorsi in generale, e subito dopo gara 2, il tempo che ridiscendano le vetture dal Cansiglio, che le classifiche vengano ovviamente ufficializzate, poi ci sarà la cerimonia di premiazione con il sindaco Giacomo De Luca e altre autorità senz'altro. Sì, tutto secondo copione, tutto secondo programma, anche perché i tempi ci sono previste mi pare per le ore 17 le premiazioni, quindi abbiamo ancora un bel po' di ore davanti prima di fermare la competizione, e qui come vedi c'è il numero 53 schierato, Nicola Giacetti, quindi vuol dire che a 30 secondi, adesso li farà partire un po' tutti in questo senso, Stefano Torcellan, vuol dire che se tutto funziona, insomma in mezz'ora, 40 minuti dovremmo avere terminato questa manche. Ecco, a livello di regolamento, quanto tempo prima un pilota deve mettersi in colonna? Ma in realtà non è che ci sia un tempo specifico, come in questo caso dove i paddock sono dislocati lungo tutte le strade, le vie che sono di contorno alla piazza, lì ci sono ovviamente degli uomini incaricati dall'organizzazione di chiamare dal proprio box i concorrenti e le vetture. Questo avviene normalmente un 10-15 minuti prima dello start. Perché malauguratamente se uno è avvisato dell'interruzione ovviamente può restare al paddock. Assolutamente sì, se c'è un il paddock vicino è inutile farlo relax, vedere qui a far confusione. Non sei ancora salito in macchina, non hai ancora allacciato le cinture, non ti sei messo il casco, insomma. Beh, ma direi che in questo senso ci sono delle gare che hanno una fortuna rispetto ad altre, una tra tutte la voglio menzionare, la Trento Bondone, mitica in questo senso, perché il piazzale Zuffo negli anni è diventato il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motorsport. Lì sanno che possono fare le fotografie migliori, quelle statiche, quelle in movimento, quelle di relax dei piloti scesi dalla vettura ancora da mettersi in tuta, e lì c'è praticamente tutto il paddock di una delle più belle gare d'Italia. Intanto abbiamo visto transitare la vettura di Girardi incidentata sul muso, e meno danni di quella di Silver, e non so se questo è un no, non dovevi nemmeno dirmelo. Occhio che comunque io ho menzionato Trento Bondone, ma giusto per citarne una, perché la stessa cosa potrei dire di Pedavena, che ha davanti alla birreria, l'omonima birreria, un parco partenza davvero straordinario. Addirittura lì fanno le stesse cose che vengono fatte al Bondone, cioè c'è una vettura staffetta che a gruppi di 15-20 vetture le porta su fino alla partenza, e ci sono, come a Trento, lo stessa cosa succede a Pedavena, un paio di chilometri da quel parco partenza fino alla linea dello start. Tra l'altro stiamo parlando anche con un pizzico di invidia di queste gare così importanti, perché poi il parco partenti va ben sopra le 200 unità, quindi stiamo parlando di giganti, ecco, delle cronoscalate. Sì, assolutamente sì. Parlavo anche di Pedavena proprio in favore di questo, perché gli amici della competizione a tutta birra per eccellenza hanno ottenuto un traguardo prestigioso ed importante. Anzi, direi che in terra trivenete ne sono stati ottenuti 2 di traguardi importanti. Non lo so quanto importante sia quello nostro, ma comunque anche per volontà del sottoscritto la federazione, grazie allo scritto di Federico Giulivi, che qui è l'osservatore, ha permesso prima volta nella storia di provare i numeri più corti, più piccoli per le vetture sport prototipo. Una comunicazione che ci è arrivata proprio alle ore precedenti la partenza della manifestazione ci ha permesso quindi di creare questi portanumeri ad hoc che stanno giusto sui cockpit delle vetture appunto scoperte. Quindi questa è una prima novità. Per Pedavena invece c'è una novità ancora più importante, non so se la sai, ma comunque loro l'hanno già comunicata agli organizzatori attraverso tutti i social, che è stata ottenuta per loro la possibilità la domenica di avere una terza manche. Quindi si effettueranno 2 manche di prova il sabato, forse la domenica mattina o forse il sabato pomeriggio, vediamo come la butteranno giù, ma comunque hanno l'opportunità di mettere anche una terza manche di prova
di Pedavena Croce d'Aune. Come Perché succede questo? a volte nelle competizioni europee. Nelle competizioni europee, solo che in Italia era una cosa abbastanza invisa, l'abbiamo avuta come prova mi pare in un paio di gare, nulla di più, poi non se n'è fatto più nulla. Pedavena in questo senso, diciamo, è il precursore forse di una nuova era, gara da 4 chilometri. La paura per gli organizzatori era quella ovviamente di avere pochi iscritti per l'esiguità del tracciato, e quindi perché non dare la possibilità di metterne altri 4 aggiuntivi e permettere appunto alla gente di presentarsi in maniera massiccia anche a questo evento settembrino. Senz'altro, questa sarebbe un'esigenza comprensibile e agevolabile anche dalla federazione. Sulla linea di partenza Giacetti, ma è fuori dalla vettura, quindi vuol dire che passerà ancora qualche minuto prima che la gara riparta. Ovviamente, e lo abbiamo ribadito più volte, sale un po' la tensione e il pubblico un po' si spazientisce, ma questo è lo scotto da pagare in queste competizioni così serrate, così difficili, e anche perché non ci sono poi delle vie di fuga, non è che puoi spostare la vettura e parcheggiarla a fianco. Qui siamo in gare di montagna e quindi non c'è lo spazio fisico per poter sistemare le vetture, e quindi dobbiamo aspettare che il carro attrezzi la riporti alla base di partenza. È già arrivata Sì, la qui è già girare. arrivata, ma in generale voglio dire c'è un tempo tecnico per poter effettuare queste operazioni di recupero. Poi ovviamente vanno ripristinate tutta la catena di comando, verificate le radio, i punti intermedi, eccetera, per cui una serie di procedure, di protocolli da rispettare prima che la gara possa ripartire. Abbiamo detto qualche volta in silenzio, abbiamo parlato degli ultimi, in silenzio nel senso che c'è un silenzio stampa riguardo agli ultimi perché non se li fila nessuno, è un peccato, ma ovviamente non, come si diceva prima con il giornalista Stefano Cossetti, i giornali scrivono sempre di meno rispetto alle competizioni automobilistiche, gli sport maggiori fagocitano tutto, le riviste specializzate latitano, e quindi poi quando ti devi rapportare anche come ufficio stampa è difficile dare conto e ragione di tutti i protagonisti. È chiaro che a livello di preparazione dei servizi stampa cerchi di citare questo e quello, ma poi quando fai il resoconto vero di gara purtroppo bisogna anche ammetterlo, devi fare delle scelte, e quindi senz'altro gli ultimi vengono trascurati. Però in queste competizioni può capitare che anche l'ultimo, che sia l'unico in classe, vince la sua classe e quindi andrà sul palco e avrà la soddisfazione di portarsi a casa una coppa, un trofeo, una medaglia, insomma di avere riconosciuta la sua prestazione. Ti va se ti do un po' la lettura nel frattempo di quello che è accaduto alla Coppa Sila? Sì, perché 2 ore fa si è conclusa, credo, gara 1 con la vittoria di Samuele Mirko Cassiba, la nuova Proto Synergy 2000, 4:58:62 il tempo di Samuele, è ritornato grande sugli scudi, si è tenuto dietro Francesco Leogrande, questa volta volante Osella Pia 2000 Turbo, 5:04 il tempo del fasanese, terza posizione per un altro pilota velocissimo da Castrovillari, Rosario Iaquinta, con l'Osella Pia 21 motorizzata Honda, che ha chiuso con 5:07, quindi podio sicuramente d'autore in gara 1, per l'altra gara che insieme alla nostra festeggia oggi i 100 anni di vita. Coppa della Sila che a sua volta ha avuto delle difficoltà anche in tempi recenti, questo per dire di quanto sia importante il lavoro di preparazione, delle responsabilità che si prendono, dei supporti economici che necessitano questo tipo di competizione. L'altra sera in sede di presentazione si veniva elogiato il contributo della provincia di Treviso e il contributo anche della regione, l'attenzione della regione, perché anche Luca Zaia, che non ha potuto partecipare ad essere presente, comunque ha mandato una testimonianza agli organizzatori, un saluto al presidente dell'Automobile Club Michele Beni, e quindi fa sentire che anche la Vittorio Veneto Consiglio è attenzionata dalla regione. Il presidente Luca Zaia sa quanto siano importanti queste manifestazioni per valorizzare il territorio e perché costituiscono una tradizione importante per tutto il Veneto.
Ci sono delle immagini intanto dedicate proprio ai ragazzi che in questo momento stazionano sulla linea di partenza prima di prendere il via, e l'ultima che abbiamo visto in movimento ovviamente era quella di Cristiano Piccin, questo giovane 19enne che ha sbaragliato la concorrenza anche qui al Cansiglio, la sua gara di casa, andando a mettere almeno in gara 1 il sigillo più alto sulla posizione di classifica del trofeo Ibiza Cup. E qui sono le immagini per chi il trofeo lo scorso anno lo ha vinto in maniera assolutamente perentoria, senza colpo ferire. Si è fatto un boccone intero di due grandi campioni della montagna, quali sono Romy Dall'Antonia e Michele Buiatti. Era il primo anno e tutti puntavano su uno sull'altro, e io ho detto non dimenticatevi che questo signore ha corso anche per un po' di tempo con le vetture senza tetto, e mi sembra, se tanto mi dà tanto che ha vinto anche lì, che non dovrebbe avere particolari difficoltà a correre con una Ibiza praticamente di serie. Ecco, raccontaci un po' il clima di questa Ibiza Cup, perché in sede di presentazione è stato detto 7 spose per 7 fratelli. È chiaro che poi quando c'è gara ognuno fa per sé, non è un gioco di squadra ovviamente, ma sono davvero 7 spose per 7 fratelli qui al Cansiglio? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Intanto voglio rispondere a distanza all'amico Niki Mazzara, che mi ha tirato le orecchie, ma ha ragione di farlo, perché uno sempre sul pezzo è molto attento, ed evidentemente da Trapani sta seguendo la nostra diretta. E ho detto che hanno terminato le operazioni di corsa a gara 1 per quanto riguarda la Coppa Sila. In realtà, per la lunghezza del percorso, la cronoscalata della Sila, una delle più belle tra l'altro d'Italia a livello di tracciato, che non ha nulla da invidiare alla nostra Cansiglio, forse anche per certi aspetti ancora migliore, è a manche unica. Quindi c'è vittoria ormai consolidata, anche se non è record, lo voglio sottolineare, è comunque un tempo di tutto rilievo quello che ha messo in mostra Samuele Cassiba. Grazie Niki della osservazione che mi hai fatto. Ecco, in questo caso la Coppa Sila, come la Trento Bondone, come altre gare a manche unica, rappresenta una difficoltà in più, no, Achille? È chiaro che anche qui stiamo parlando di gara 1 e gara 2 come due eventi singoli con classifica separata, però certamente il rendimento di un pilota che deve concentrarsi su un'unica salita è diverso rispetto a quando ci sono due gare. Sì, assolutamente sì, ma qui non è il caso nemmeno di concentrazione, perché la Coppa Sila è talmente difficile, soprattutto nel tratto centrale non c'è alcun tipo di riferimento, praticamente corri alla cieca in un bosco, non c'è niente, e tu ti devi inventare praticamente la linea di corda ottimale per affrontare poi la curva successiva, perché veramente lì se ne sbagli una ne hai sbagliate 3 in sequenza. Ancora immagini di repertorio, e oggi ci andiamo un pochettino di stanca in questa fase centrale della manifestazione, ma insomma lo si mette in conto, ripeto, ieri è andato filato tutto liscio, pochissimi incidenti, al sabato sono stati sempre bravi, io lo chiamo il sabato delle educande, quando questo avviene, troppo la domenica non è la stessa cosa, non chiedetemi perché, non lo so nemmeno io, ma è sempre stato così, è una cosa abbastanza canonica delle corse in salita, tutto bene il sabato e qualcosa va storto la domenica. Beh, io ricordo quando ho fatto vita di redazione che in effetti non è facile, perché tu aspetti i risultati, hai bisogno di chiudere i servizi. Sì, ma certo, ma tu adesso ti starei chiedendo come tutti se la macchina di Girardi è già al paddock da un bel po' di tempo e sembrava che non avesse un incidente così rilevante, perché stiamo perdendo tempo. Non è in realtà che stiamo perdendo tempo, probabilmente, deduco io, nella zona dove Girardi è uscito deve aver lasciato il segno. Anche se non ha fatto tanti danni alla vettura, mi sa che stanno lavorando da un bel po' di tempo per ripristinare una situazione che non è proprio così sicura. Esatto, sicuramente come dici tu, ci tocca attendere, ma allora ne approfitto anche per chiedere, vista la tua esperienza, parlavamo di paddock disseminati sul territorio, ecco, come vengono gestite le assistenze, come vengono assegnati gli spazi? Perché poi i vari team, anche in ragione della loro importanza, vorrebbero degli spazi dedicati, degli spazi più ampi e magari raccolti per stare vicini uno all'altro. Com'è che vengono gestite queste situazioni? Ma in realtà ogni bravo organizzatore si avvale della collaborazione di personaggi specifici in questo, e soprattutto nel caso del Cansiglio si è andati alla ricerca di persone che appunto questo lavoro, tra virgolette, lo svolgono con
abbastanza frequenza, quindi non solo nel mondo delle cronoscalate ma anche in quello dei rally. Persone allenate a dover gestire situazioni anche alle volte abbastanza paradossali. L'amico che non si vuol mettere lì perché lui ha bisogno di uno spazio più grande perché poi arriva anche il camper, oppure non va tanto d'accordo con la persona che tu gli hai messo vicino, quindi è meglio i due galletti separarli. Insomma, cose che alle volte rappresentano l'assurdo ma che ti fanno diventare matto. Allora, ti interrompo qui perché forse Federica nel frattempo è andata a recuperare qualcun altro nella zona di prepartenza. Siamo ancora qui con Cristiano e nel tempo di attesa gli chiediamo se ripercorre mentalmente il tracciato e come insomma scioglie la tensione. Sto rimpercorrendo tutto il tracciato e sto pensando molto bene al punto dove ha sbattuto il nemico. Ti senti comunque carico, non è che emozionato sei più che altro. emozionato, ok, sale la tensione perché c'è un po' di attesa, però sei comunque concentrato su quello che è il tuo obiettivo. Ci sono focus e adesso vedremo di rifare quello che abbiamo fatto prima fino al punto in cui ci siamo fermati e dopo fare meglio. Sicuramente sei anche da stimolo a molti giovani che ti guardano e magari hanno desiderio di iniziare vedendo un 19enne come te che, come dicevamo prima, porta diciamo anche un po' di pepe ai suoi avversari. Mi piacerebbe che ci fosse qualcun altro giovane come me, così avrei un riferimento più realistico sulle possibilità che ho anche io rispetto a Dennis che l'anno scorso ha corsa però ha molta più esperienza. Io ne ho molta di meno, quindi avrei un riferimento in più. Certo, grazie Cristiano, divertiti. Fede, se hai ancora qualcuno da chiamare, così almeno sentiamo anche volti e voci diverse, visto che lo spazio c'è, abbiamo anche la comunicazione del perché c'è questa prolungata interazione che non riguarda solamente la messa in sicurezza del tracciato, nel tratto incidentato da Federico Girardi, ma anche perché si è mossa la macchina sanitaria per soccorrere, probabilmente il caldo si è fatto sentire alla postazione 12, se non erro la 12 è proprio la staccata del primo dei due tornanti dopo il bivio di Osigo, uno spettatore che si è sentito poco bene, quindi intervento sanitario assolutamente necessario, ecco spiegato il motivo di questa interruzione purtroppo prolungata, speriamo davvero non sia nulla di grave. Interviste ancora con Federica. Eccoci qui con Dennis Mezzacasa, uno dei riferimenti di Cristiano che abbiamo visto poco fa e diciamo anche un pilota che qui si è distinto anche nelle passate edizioni. Sì, ma beh, intanto ringrazio Cristiano per prendermi come esempio. No, l'anno scorso abbiamo fatto bene. Con il campionato Ibiza abbiamo fatto una bella lotta, come parlava prima appunto Achille con Romy e Buiatti. E quest'anno non sono più della partita perché ho fatto un'altra scelta, però la gara mi piace tantissimo, quindi farla con l'Ibiza, farla con la mia o con qualsiasi altra macchina è un tracciato che mi piace tanto e è adatto anche per queste macchine qua, perché macchine che escono dalla pista e a parte 2 o 3 punti che sono un po' tortuosi, ma se no la strada è bella scorrevole, senza tante riprese e quindi mi diverto, bellissimo. Temperature alte, tempi di attesa, ma riesci anche tu a mantenere il focus oppure hai qualcosa che ci vuoi diciamo raccontare che fai per mantenerti concentrato? No, bisogna cercare di non pensarci e poi riaccendere il tutto nel momento in cui entro in macchina, perché altrimenti se stai là troppo a pensarci non ne viene più, parti nervoso. Invece sdrammatizzi, fai 2 risate e poi quando rientri là e allacci il casco si riparte da zero. Alla fine competizione, ma di base divertimento. Vabbè, quello prima di tutto, se non ti diverti fai altro. Grazie Dennis. Linea alla diretta. Assolutamente, cosa vuoi fare? Così bisogna farlo anche qui in sede di commento, dobbiamo inventarci un po' degli argomenti. Prima si diceva di questo problema nel gestire le assistenze. A me viene in mente che il buon vecchio dei rally Max Schedoni, che adesso si diletta praticamente a gestire il parco assistenza di San Martino di Castozza quando c'è il rally e ogni volta alza la voce perché vanno gestite appunto queste prerogative, no? Ognuno si sente più importante dell'altro, poi c'è il team che ovviamente arriva con più vetture rispetto ad altri
Anche qui per esempio riuscire a fare un paddock dove si schierano tutte e 7 le Ibiza è una gran cosa, perché si crea proprio, anche per questo valeva il discorso dei 7 sposi e 7 fratelli, perché è stata gestita una cosa come fosse un cortile familiare. Ma c'è una cosa che non sai, 7 perché ne avevamo 3 praticamente dal dottore. Sì, ne avevamo 3 in recovery, dovevano essere risistemate, e quindi io credo che nelle prossime vicende agonistiche, ma non quella di Gubbio dove ci saranno gli ultimi protagonisti del Super Salita, ma più avanti nelle nostre gare del nord-est, le Seat diventeranno 8, 9 se non addirittura 10 come era nel programma originario. Non so con chi sia Federica, forse con Giacetti alla partenza? Ci sei, Siamo Fede? qui a sciogliere la tensione allo start insieme a Nicola Giacetti, e quindi raccontaci un po' le tue strategie mentre attendi di ripartire. Sto pensando intanto di non andare anche io là a finirla in quel garo lì. Speriamo di no proprio. No, diciamo che è un po' in traiettoria, quindi bisogna alzare un po' il piede. Ma Fede, scusami, No. chiedigli perché non si leva il casco. Perché non ti levi il casco? Sei emozionato comunque per questo centenario? Assolutamente. Ti senti carico? Sì, adesso un po' meno. Vedere la strada tutta per te com'è? Da più ansia, perché aspettano tutti me. Ma perché il papà non gliel'ha insegnata, è un po' arrabbiato per quello. Grazie Nicola, divertiti. Bravo Nicola, abbiamo fatto assieme la strada del Terminillo, non riusciva a mettere in testa quei 15.000 metri, voleva assolutamente arrivare vicino agli scarichi di Cristiano Piccin. Io Cristiano non ce l'ho come figlio adottivo perché si fa fare le note da Alberto Nardari, quindi ho un po' di invidia in questo, e allora mi sono preso Giacetti come figlio di riserva, e devo dire che al Terminillo insomma è stato molto bravo il pilota che avete appena sentito in intervista, perché non è andato lontano francamente dalla performance di Cristiano. Certo, questa difficoltà, come dicevi tu, di mandare a memoria un percorso così lungo, così variegato, perché indubbiamente un conto sono 6 km, un conto sono i 17 della Bondone, sono i 15 del Terminillo, quindi indubbiamente la difficoltà di memorizzare le curve, i tornanti, gli allunghi, quelle piccole difficoltà che si trovano sul percorso quando si fanno le ricognizioni, che si riconoscono, ma poi quando sei in macchina 1 chilometro, 2, 3, 4, insomma, dopo il 6° chilometro che ho superato la soglia della Vittorio Veneto Cansiglio, si può entrare davvero in difficoltà. Lo diciamo qui che con un percorso tra virgolette corto rispetto a queste competizioni, comunque il fatto che sia stretto, il fatto che l'asfalto sia sconnesso con diversi punti ciechi, indubbiamente rappresenteranno delle difficoltà particolari per i piloti, soprattutto per quelli che si presentano insomma per la prima volta in questa gara. Pensiamo anche all'espertissimo Franco Caruso, che stamattina, a proposito, abbiamo chiarito poi qual è stato il motivo per cui Caruso non ha fatto il tempo che ci aspettavamo stamattina. No, non sono riuscito a chiarirlo, Federica non è riuscita ad intervistarlo, se riusciamo a farlo prima che parta adesso per gara 2, insomma riusciremo a scoprire questo. Una leggera toccata, mi fanno cenno da lontano, una leggera sbandata, ecco, esatto, bravo. Il nostro uomo dei rumori è andato a parlare di persona con Super Frank, che gli ha detto: guarda, sono andato leggermente in scivolata poco controllata al curvone del cielo. Ci sta indubbiamente, perché anche Franco Caruso, che ha un'esperienza ultra trentennale di gare, certamente qui è la prima volta. Aspetta che te lo presento, intanto da lontano lo saluto, l'amico Francesco Guarini, l'uomo dei rumori. È andato anche in importanti trasmissioni televisive a far sentire quanto è bravo, ed è tra l'altro il fratello di un personaggio che ha una delle scuderie più importanti d'Italia, la Greta Racing Team Lucania. Sì, la salutiamo a distanza. Oggi non ha portato nessuno qui perché sono impegnati in pista, sono al Mugello e probabilmente anche con qualche concorrente alla Coppa Sila, ma chiaramente dalle prossime battute ci attendiamo di avere qualcuno della Greta Racing anche qui da noi in zona Triveneto. Ma il nostro rumorista non potrebbe venire qui a fare qualche... non lo so, se ha voglia di farlo, rumore. perché abbiamo del tempo da perdere. Se sei Francesco, ispirato, questo è il qua. momento giusto per venire a fare un po' di show. Questa volta ti concediamo uno show in diretta, non c'è... che non è lo show dei record,
No, vieni di lì che c'è una corsia preferenziale per far entrare i nostri ospiti. Allora adesso io comincerò in sequenza. Fai subito un rumore di autoambulanza, così ti fanno passare. Sì, esatto. Cediamo il passo all'ambulanza e così tutti i nostri uomini in rosso cominceranno a correre, penseranno ci stanno venendo a prendere, e poi partiamo immediatamente con il go-kart. No, invece guarda, ragazzi, non si scherza. Ci è bastato chiamare il rumorista e c'è stato subito un rumore. Basta dire. Allora, solo e brevemente il rumore della sirena dell'ambulanza. Ecco, se n'è andata. Ah, bene. Go-kart, veloce, poi andiamo. Era un 100? Era un 100, benissimo. Allora andiamo, concediamo di nuovo la cuffia a Carlo Ragogna, torniamo a fare i seri perché da pochi istanti sono partiti di nuovo De Martin, Giacetti e adesso Cristiano Piccin. La caccia al primato tra le Ibiza Cup alla Vittorio Veneto Cansiglio, edizione del centenario, si riapre di prepotenza. Vogliamo dare la lettura alla classifica? Li abbiamo là in pressi i primi 10, quindi ci puoi aiutare anche tu, Carletto. Allora abbiamo Gianluca Grossi 3:36,56, che però non è il miglior tempo assoluto, e questo è il riscontro del tempo totale per cui lui è al comando, perché in realtà il miglior tempo assoluto è quello fatto segnare da Fabrizio Bombartini 3:35,12 nella seconda manche, poi Ivano Cenedese 3:35,89 e quindi Grossi 3:36,56, sarebbe il terzo parziale. Beh, in realtà Grossi ha il miglior tempo assoluto se consideriamo le due manche. La somma delle due manche. La migliore manche è la prima, in cui il pilota milanese ha fatto 3:33,79. Quindi andiamo a vedere gli intermedi di Giacetti. Paga un più 26 nel secondo settore, però come diciamo sempre, per chi non è tanto avvezzo a leggere questi numeri, 26 significa sì 26 secondi, ma già considerando quelli che aveva come fardello da portarsi dietro nel corso della prima manche. Ce l'ha fatta. Bello, Dennis, intanto mezza casa bello e aggressivo subito. Fantastico Dennis, mezza casa, il passaggio in diretta dal primo bivio di Osigo. E ora il suo rivale Claudio Caldart. Vediamolo un po' Caldart nelle nostre immagini, qui la telecamera fissa dopo la partenza e adesso l'operatore di camera che dall'alto va ad inquadrare un Caldart un po' realistico se vogliamo nell'ingresso del sinistra al bivio Osigo, bravo anche lui comunque. De Martin paga tantissimo nei confronti di Giacetti, ma anche lui aveva un fradellone importante da portarsi dietro, oltre 4 minuti di cronometro a gara 1. Poi ci sono i 14 secondi di Cristiano Piccin di ritardo da Grossi, che la dicono lunga sulla voglia del pilota locale di concentrarsi per vincere anche gara 2. Come ci dice, Piccin è entrato in ritmo. È entrato in ritmo, il ritmo dei Ibiza. E intanto, a proposito di ritmo, è stato Nicola Giacetti alla prima variante senza colpo ferire, non ha toccato le gomme, è andato via filandola in maniera assolutamente liscia. Nicola Giacetti, che adesso aspettiamo con le nostre immagini nel finale di corsa, è chiamato ad affrontare l'ultima variante, sbuca dal fondo del rettilineo la vettura biancarancio del pilota in forza a Seat Ibiza Cup stagione 2024. Deve battere il tempo di Alessandro Sell, non ci riuscirà mai più. Sell aveva 50, proverà a battere Marco Naibo e ci riesce. 3:54,90 per Nicola Giacetti. Grande interpretazione del curvone su al Pian de Spina intanto per il pilota di Montaner Colin De Martin. Sell, Giacetti, Naibo recita la classifica. Vediamo se De Martin è un pochettino più aggressivo di quanto fatto vedere nel corso di gara 1 e ha sempre una grande difficoltà ad affrontare e a superare le varianti. Vedi che ha molta circospezione nel farlo, paga tantissimo rispetto ai suoi avversari
potrebbe tentare quantomeno un tempo migliore dello 0,3 di prima. 4,01,73. Per poco non c'è riuscita questa impresa a Colin De Martin, che è il quarto tempo, ma arriva di gran carriera Cristiano Piccin con tutti i dischi verdi all'attivo. Siamo intorno ai 50 di cronometro, fa ancora meglio, 3,48 netto, 3,48 netto. Cristiano Piccin si è concentrato, ha alzato un secondo al chilometro, è andato comunque a vincersi per somma di manche la categoria Ibiza Cup. Ora è partito un altro dei piloti con le 208 VTI, questo sulla linea di partenza è Mattia De Luca, mentre nelle immagini dal vivo c'è la sagoma della Seat Leon Supercoppa dello straordinario Denis Mezzacasa. Stessi tempi del primo giro, 5 decimi meglio. Vedi che se si vuole si può, ne ha tolti ancora 5, mezzo secondo limato via dallo straordinario pilota agordino Denis Mezzacasa in gara 2. 3:23:12 per un totale di 6:46,79 e lo pone al sicuro da ogni attacco. Pensate, ben 23 secondi di vantaggio sul bravissimo Gianluca Grossi. Intanto c'è Caione Caldart nelle nostre immagini, passaggio del drone che va ad immortalare la montagna del Cansiglio, tutto il suo verde ai lati, e poi questa bella soggettiva, questo bel primo piano dalla ultima chicane, tutto dedicato alla Ford Fiesta 1000 Turbo di Caio Caldart. Eccolo il bellunese che va alla conclusione con 3:45:07, 14° tempo assoluto. Intanto si fa sentire il caldo, perché vedo, noto non con molto piacere che ti stai spegnendo come un cerino. Nell'orientamento solare io in questo momento sono colpito e faccio ombra a te. Fai ombra a me e mi sembra che sia il momento della classica bellica per il mio amico al fianco. Intanto guardiamoci il Casone, che spettacolo vedere Roberto Casolato. Intanto attenzione, c'è una macchina che si è piantata, l'abbiamo vista laggiù nel tratto centrale del percorso, sembra una 208, nulla di grave, è riuscito a passare indenne dopo la variante il pilota. Allora, le immagini non le abbiamo viste, vado di supposizioni, credo che abbia toccato la chicane e poi si è aperta una ruota e è andato a piantarsi lì. Non c'è altra spiegazione per il pilota di quella 208 che abbiamo visto a bordo strada. Nel frattempo viene avanti un altro concorrente, si tratta di Enrico Carlet. Eccolo nelle nostre immagini andare al traguardo, il bravo pilota locale, 3:54:39 la prestazione di Carlet. I pezzi da 90 si fanno sentire e vengono i brividi a pelle nel veder partire le macchine del gruppo E1, in particolare la efficacissima 106-1600 di Enrico Troglio e poi in sequenza la Clio Willy di Andrea De Stefani. Intanto c'è Davide Spader nelle nostre immagini, Caldart al comando della classe Rally 4 con 9 secondi su Carlet e 13 su Spader. Passaggio ancora con variante sfiorata per credo Veronese, credo che sia Veronese il pilota che abbiamo visto adesso nelle nostre immagini. Comunque per ora sono tempi nettamente superiori a quelli fatti segnalare da Denis Mezzacasa. Ma sono frutto di quello che abbiamo detto e ripetuto in precedenza, tanto tempo fermi lì alla partenza, ti vai a scaricare anche se non vuoi. Attenzione a questo Michael Veronese che ha dischi verdi un po' dappertutto e ha addirittura 9 decimi su Claudio Caldart prima degli ultimi 200 metri che lo porteranno al traguardo. Deve battere 45:07 e ci riesce, 3:43:60. Grande soddisfazione per Veronese, debuttante al Cansiglio, con questa performance 1 secondo e 47 meglio di quella di Claudio Caldart, pilota espertissimo, che quindi in gara 2 va al secondo posto nella categoria Rally. Aspettiamoci qualcosa di buono anche da Mattia De Luca, che sta salendo bene. Un attimo solo, vediamo De Luca e poi Federica, preparati per un'intervista, ma solo un attimo per vedere il finale del pilota di Vittorio Veneto, Mattia De Luca, alla conclusione con la sua Peugeot 208, 3:51 e terzo tempo, via alle interviste.
Finalmente la tanto sognata gara di casa, il centenario. Enrico De Martini si distingue anche per un ottimo tempo. Cosa ne pensi di questa prima prestazione, Enrico? Speravo di fare un po' meglio, ma va bene anche così, dai, è la prima volta, quindi più o meno era il tempo che mi ero prestabilito di fare, quindi va bene. Sei contento, entusiasta di questa seconda manche? Sì, adesso spero di riuscire a migliorare ancora un secondo o due, almeno di andare sotto i 3,10 se ce la faccio. Sempre tenendomi il margine di portare a casa la macchina. Già essere qui è un grande traguardo, soprattutto visto che è il centenario. Sì, sono felicissimo perché è il centenario, perché è la mia prima vittoria Veneto Cansiglio, la seconda cronoscalata, la macchina è la quarta volta che la uso, quindi è un po' tutto nuovo. Quindi va bene. Entusiasta di esserci, caro Carlo, direi sicuramente di sì, perché lui abita a Montaner, molto vicino alla zona di partenza, e pertanto affrontare la seconda manche non può essere che entusiasta. Lasciamogliela però fare. Allora, Roberto Casonato toglie ancora un secondo al tempo del primo giro, il pilota a 4 ruote motrici che con la sua super Skoda non batte mezza casa, ma non gli arriva tanto lontano, 3:25,73. Comunque per ora sono gli unici due mezzacase Casonato sotto i 30, vero? Sotto i 30. Molto bene. Martin Sieberlecken anche, bella prestazione per lui, e adesso vediamo che cosa ha in serbo Trolio nel finale di corsa. Il pilota padovano a 25 nelle corde e non riesce a batterlo per un non nulla. 3:26 il tempo di Enrico Trolio, 3:26 dopo che aveva fatto 24,81 in gara 1, si peggiora di qualcosa, ma a 26,4 Enrico Trolio. C'è possibilità per sognare per Andrea De Stefani? Che cosa dici? Prima le ha prese secche, siamo già a 23 di cronometro. Non credo che ci sia spazio però. E le prende anche stavolta. Un secondo due se li racchetta con gli intermedi che ha. 3:28,30. 3:28,30 anche in questo caso, dietro di 1 secondo e 83. Comunque una buona prestazione per Andrea De Stefani, pilota di Pieve di Soligo. E intanto guardate, fin quasi in macchina con Michele Ghirardo, l'idolo di casa che si concentra con la sua Lotus Exige, e che cerca palmarès di tutto rispetto per il forte pilota trevigiano che qui ha vinto tantissimo. Noi ha vinto anche all'esordio nel 1994 con una Renault 5 proprio davanti al sottoscritto, e lì è cominciata la nostra sfida di quegli anni. Quante Renault 5 c'erano? Saremmo stati 20, 25, non lo so, tanti. Sì, quindi il confronto era ampio. Intanto è partito Ruggero Conti da un bel po', stiamo aspettandolo al traguardo, ci arriva adesso con 3:49,59 con la sua BMW. Gruppo E1 comandato da Trolio anche in gara 2 su De Stefani, e il terzo è Sieberleckner. Ora le immagini per la Franchi dall'alto che va nel bosco finale. Federica, 2 battute veloci. Siamo qui con Federico Liber, un tempo strepitoso alla prima manche, sentiamo le sue emozioni in questa seconda manche di gara. Ma sono contento di questa mattina, anche se le prime curve con le gomme un po' più dure ho fatto fatica a fare il passo, poi in su andava meglio. Adesso dovrei essere a posto di gomme, però c'è un po' più caldo, vediamo, dai, cerchiamo di mantenere lo stesso tempo di stamattina e poi speriamo di far festa stasera, ecco. Sei carico per vincere? Non ho capito. Sei carico per vincere? Sì, sono bello carico adesso. Grazie. Grande il rosso di Caprino. Allora intanto è arrivato Francesco Lafranchi alla conclusione, si è migliorato il bresciano, aveva 27,10 in gara 1, porta il suo limite ancora più basso a 25,35. Grande prestazione per Francesco Lafranchi. Nel frattempo c'è la bella GT di Ragazzi, veterano della corsa sicuramente il padovano Roberto Ragazzi, va al curvone del cielo. Altre immagini dedicate alla bellissima di Maranello, gialla e nera, del pilota padovano che va ad affrontare quasi in pieno le ultime sinistra-destra del Cansiglio. Eccolo all'ultima chicane, tanto sgassate in partenza. Siamo a 3:31, questo è il suo limite, 3:31,38 il crono di Ragazzi, 3 minuti 31 e 38, 7:03 di Ale. Tanto è partito con gli occhi del pubblico ad ammirare la sua performance di partenza, la vettura di Enrico De Martini.
anche la difficoltà di Roberto Ragazzi di non avere un confronto con un avversario di classe, di categoria. È molto dura, è molto dura perché non hai riferimento di quello che stai facendo. E intanto vediamo il casco con visiera ancora semi abbassata da parte di Chesini. Prende un po' di fiato il pilota prima di abbassare appunto la visiera stessa e concentrarsi alla partenza. Guarda che numeri, guarda la precisione di Ghirardo all'interno della variante. Prima chicane passata bevuta in un solo boccone, e adesso il drone che lo va a riprendere lo porta su alla seconda variante. Sembra un rettilineo, da terra sembra tutto un rettilineo, ma ci sono delle curve da fare. Veloce anche nella seconda variante Michele Ghirardo, siamo a 10 minuti di cronometro per il pilota vittoriese. Un'altra bella prestazione, 3:14:42, 3:14, migliora ancora di 1 secondo e 3 decimi il tempo del primo giro. Michele Ghirardo, grandissimo interprete del Cansiglio, come pochi va al comando con 6:30 di totale. Fantastico Ghirardo. In gara 2 si migliora ancora di 1 secondo e 3 decimi. Tanto le vetture senza tetto sono nelle nostre immagini e anche nel nostro teleschermo, perché quello che vedete è il signore di Frosinone, Alberto Scarafone. Ricordo quando... alla conclusione, mi pare con 3,7 netti, 3,7 netti confermato, e quindi si peggiora anche lui di un paio di secondi. Aveva 0,494 prima, perde un paio di secondi, ma va in testa all'assoluta Alberto Scarafone con la sua Osella, motore CN Honda, gruppo N. Achille, un dettaglio tecnico: le vetture Formula a ruote scoperte rispetto alle ruote coperte, ecco, adesso sono le ruote coperte che stanno andando nettamente più forte. Le ruote coperte stanno andando nettamente più forte, ma dobbiamo attenderci, dove c'è ancora un po' di battaglia, quel famoso rush finale che sarà il sale da mettere sulla coda degli avversari per porre poi la parola fine a questa spettacolare Vittorio Veneto Cansiglio. Sono partiti in sequenza Marco De Martin, Chesini, Pedrotti, Federico Liberi in questo istante. C'è Chesini al traguardo, 3:09:56 e c'è anzi Enrico De Martin che realizza questo tempo fantastico, sotto i 10, l'aveva promesso, lo mantiene Enrico De Martin, 3:09:56, ne ha tolti 3 rispetto al primo giro. È stato di parola Enrico De Martin, un pilota locale battuto solo dal fortissimo pluricampione italiano Alberto Scarafone, ma la soddisfazione per Enrico di aver fatto quanto voleva e quanto fortemente ha portato a casa un tempo sotto i 3:10. I ragazzi del suo team gioiscono indubbiamente, il grande lavoro svolto per rendere performante e al meglio la propria vettura lo abbiamo qui col risultato cronometrico di questa gara 2. Attenzione perché cambiano i rumori sulla strada del Cansiglio, sono i motori moto a fama da padrone in questa fase. Uno Scarafone che rimane sempre al comando, De Martini in seconda posizione, Ghirardo in terza, via via a sfilare tutti gli altri. Leonardo Chesini passa la variante, 100 metri alla conclusione, arriva al traguardo, 3:24:21 il crono di Chesini, 3:24:21. Cosa straordinario il miglioramento che ha avuto De Martin, perché ha abbassato proprio di quasi 3 secondi netti. Sì. Immagini anche per Alessandro Zanoni, il pilota slalomista veronese che è stato velocissimo nel corso di gara 1 con la sua piccola Nova Proto. L'ha messa davvero alla frusta, l'ha fatta volare sulle rampe del Cansiglio. È stato bravo anche Gino Pilotino Pedrotti, il pilota di Trento, con la sua Tatus Formula Renault. Nel trofeo di marca single seater a unico sedile, quello del monoposto, per il momento comanda De Martin su Chesini. Ora però c'è Gino Pedrotti e non ce la fa il trentino, attenzione, siamo a già 13 di cronometro, anche questa è una sorpresa. Pedrotti che va al traguardo in 3:16:93.
È un ruggito quello che mette in mostra il pilota di questa nuova proto alla partenza. Il ruggito del leone tra poco si farà vedere e sentire sulla strada, perché le immagini dall'alto vanno a beccare Federico Liber, lo porteranno su fino all'ultima variante. Prima ci ha fatto sognare la passata quasi in pieno, che rischio con il posteriore imbarcato, l'ha buttata dentro di prepotenza Federico Liber, che ancora una volta è superstar al Cansiglio. 2.59.48, 2.59.48, con quel numero avrà perso almeno 5-6 decimi in quella variante, e nonostante tutto è il primo sotto i 3 anche in gara 2. Federico Liber, superstar, il pilota di Caprino Veronese, impressionante la sua corsa, 2 tempi fotocopia, 48 centesimi solo di peggioramento, nonostante il numero che abbiamo visto in diretta. Quindi è probabile che avesse nelle corde un leggero miglioramento che gli è sfuggito proprio per quel piccolo errore. È Marcus Schuster, quello che vediamo nelle nostre immagini sul curvone del Bivio Sigo. Nel frattempo c'è Nicola Grazioli alla partenza, tutti i suoi uomini sono sotto il tendone dello start a controllare la prestazione del Trentino e naturalmente controllare anche la pulitura degli pneumatici della sua piccola Formula Gloria. Non è lasciato nulla al caso, come vedi, anche con le mani qualsiasi cosa è buona per tirar via il residuo dalle gomme, tenerle perfettamente pulite. Questo Ronnie Markegger che ha leggermente toccato alla prima delle 2 chicane. Altra bellissima immagine dall'alto ad immortalare il pilota della Stella Gialla. Intanto Federica dalla prepartenza. L'abbiamo visto in tutte le vesti, Romy Dall'Antonia, oggi insieme alla sua Wolf. Dici un po' l'emozione per questa seconda manche che stai per intraprendere? Siamo tutti e 3 vicini, sto cercando, abbiamo provato a modificare l'assetto, cerchiamo di avvicinarci ai primi, a un secondo solo e 12 decimi al secondo, quindi è tutto da vedere in seconda manche. La concentrazione di Romy al pre-start, l'abbiamo sentito nella sua voce: cercherò di avvicinarmi ancora di più ai miei avversari, e ne ha davvero tanti sulla sua strada oggi il fantino di San Vendemiano. Nel frattempo variante passata senza particolari problemi dal veronese Alessandro Zanoni, ultimo curvone, si fionda direttamente sulle S finali del Cansiglio. Eccolo Zanoni. Chiaro che la signora Liber qui si mette a guardare anche la diretta per cercare di capire se ancora una volta il marito riuscirà nell'intento di stare davanti al suo contemporaneo. E ce la fa! Liber ce la fa su Zanoni. 3 minuti netti il tempo di Zanoni. Liber davanti. 1,79 di vantaggio su Zanoni per Federico Liber. Fantastico ancora il pilota veronese, il rosso volante di Caprino, mentre sulla linea del via c'è un debuttante di lusso. Lo scorso anno venne qui con la sua X19 e fece subito faville. Adesso è la prima volta con una vettura senza tetto in una gara in salita. Viene da Genova ma è velocissimo, Gianluca Ticci. Gran numero intanto per i concorrenti sul percorso. Qui siamo al Pian de Spina, dove c'è la chiesetta, dove c'è uno scenario impareggiabile per vedere la piana di Vittorio Veneto, che se è una bella giornata ci porta giù fin quasi al mare. Marcus Schuster se ne frega del panorama, si sta godendo la Cansiglio come pochi. L'Alto Atesino non avrà tempi di particolare rilievo, ma noi adesso ci concentriamo tutti sull'uomo nero. Ovviamente alla partenza il mito dei trevigiani, Romy Dall'Antonia, The Black Man. Non si è ancora abbassato la visiera, trova la massima concentrazione, anche il tempo di salutare qualcuno. Settimo assoluto nella gara. Sembra 1. quasi indifferente a tutto quanto lo circonda il pilota della piccola Wolf con la sua Thunder 1100, la macchina ufficiale seguita dai ragazzi di Orvieto che ne curano la performance in ogni aspetto, ma direi di tenere gli occhi puntati anche su Super Nicola Grazioli. È stato un altro dei piloti interessanti della Cansiglio edizione del centenario, ci ha regalato emozioni davvero con la sua
piccola gloria azzurra. Molto bravo, e che numeri? Che numeri? Peggio ancora del Liber, lì è stata veramente una sbandata incontrollata. 3:03:16, lì ne ha pagato un secondino secco in quella sbandata Nicola Grazioli, che va al terzo posto. Sembra niente a vedere i tempi del primo giro, l'ha fatto uguale, ma secondo me aveva qualcosa in meglio ancora da tirare fuori. Eccolo intanto il pilota ufficiale di Wolf per questa stagione, la Mistral Turbo, che è scesa in campo con il sardo Sergio Farris al volante. Si è presa già una bella soddisfazione in gara 1, strade che non conosceva Sergio, si è preparato meticolosamente, ha fatto un'ottima performance da podio per lui. Viene da Sassari Sergio Emanuele Viene Farris. da Sassari, direi attenzione adesso quando parte la Wolf, perché la terra tremerà, così come ha fatto nel corso del primo giro. Questi motori turbo sono davvero impressionanti nel vederli alla partenza. Enrico Zandonà nel frattempo nelle nostre immagini. È una cosa pazzesca. Era un F16. È una cosa pazzesca, un F16 allo start. La macchina di Farris, arriva di nuovo Lombardi nelle nostre immagini. C'è il tempo di Zandonà nel frattempo, quarta prestazione per il veronese, un totale di 6:11:71. Ma diamola una ripetizione della classifica prima che arrivi il gran finale del Cansiglio 2024. Al comando c'è sempre lui, Federico Liber, su Alessandro Zanoni, due veronesi in testa alla classifica. Poi Grazioli, terzo tempo, bravissimo anche Nicola, che praticamente ha fatto gara 1 e gara 2 in fotocopia, una leggera sbavatura in gara 2, ma niente di più, niente che abbia impedito a Nicola di fare questa super prestazione. Intanto andiamo a vedere Gianluca Ticci, è passato a 50 di cronometro, e va a 57,6 Gianluca Ticci, ne ha tolti 4. L'ho detto, piano piano il genovese ci regala emozioni. Se si trova con i vari Di Caro e Torsellini sono davvero dolori, perché qui non si scherza. Andare sotto i 3 minuti di prepotenza come ha fatto Ticci alla prima volta al volante di una nuova proto non è una cosa che appartiene a tutti. 2,57,63. Ricordiamo che il motore è poco più che 1000 di cilindrata. Fantastico anche Gianluca Ticci, e passa Blackman alla variante. Romy Dall'Antonia vola via, va al curvone, si imbarda leggermente la sua Wolf Thunder, il motore classico Aprilia 1100, lo spreme con decisione il pilota di San Medemiano. Romy Dall'Antonia a 52 di cronometro, l'ultima variante, potrebbe fare un tempo sotto i 3, ne ha la possibilità, dai, sono le ultime battute. Niente da fare, per 37 centesimi e un secondo non ci riesce. 3:01:37 il crono di Romy Dall'Antonia, che sfila giù fino al quarto posto della classifica. Pensa, prima erano praticamente appaiati e invece adesso Ticci è andato come un fulmine. Ticci che ha fatto la differenza, Ticci c'è poco da fare. Romy differenza. aveva ben poco da inventarsi, non certo sulla strada, la strada la conosce a menadito, non poteva far altro che cercare almeno di ripetere la gara senza errori. Allora attenzione, perché c'è intanto l'immagine dall'alto per uno degli ultimi concorrenti in gara, ma c'è quella alla partenza per Super Caruso. Adesso vediamo se ovviamente vorrà rifarsi dell'errore che ha commesso nella gara 1 e vediamo che tempo riuscirà a tirar fuori da questa nuova proto, ricordando che comunque anche per lui è un debutto qui a Cansiglio. Attenzione, perché prende spessore la corsa di Ticci davanti a Farris. Sergio Farris 2:58,03. Ticci superstar, miglior tempo assoluto di manche, mentre è partito super zio Franco Caruso e arriva lui, il matador di giornata Diego De Gasperi, ultimo pilota a prendere il via in questi circa 6 chilometri del centenario. Quindi, la gara più bella per noi trevigiani, Vittorio Veneto Cansiglio. Ticci sul podio, Ticci comunque vada sul podio. Ticci comunque vada. La sua parte l'ha fatta, e intanto c'è Giancarlo Maroni, deve riprendersi con gli interessi ciò che la sfortuna gli ha tolto. 2:49
2:49:38 per Maroni, 2:49, veramente da applauso. Ed è partito, ladies and gentlemen, l'ultimo cavaliere del rischio della Vittorio Veneto Consiglio. Ha da gestire 2 secondi abbondanti su zio Franco Caruso. Sono davvero un'inezia, anzi no, sono di più, perché Caruso prima ha fatto qualche virgola, è vero. Allora attenzione, andiamo a vedere che cosa potrà fare in realtà Caruso in questa seconda manche, dove cominciano a defilarsi tutti gli uomini dell'assistenza, e le immagini adesso della partenza fanno vedere come va a scemare il momento di start, e quindi ci regala intanto un Moratelli che va ad impattare nella barriera centrale, quella di Pian de Spina. Nulla di grave, si è solo tolto una pila di gomme, sfila via il pilota trentino. Caruso, dicevo, che ha la possibilità immutata, almeno in questa seconda manche, di poter tentare l'assalto alla vetta a livello di tempi, non di classifica assoluta, perché per somma delle 2 manche chiaramente ormai è già tagliato fuori. Matteo Moratelli va a chiudere con 3:01:93. Lo spessore della corsa di Maroni e Ticci si evince tutto in questo rush finale dei concorrenti, in cui Giancarlo Maroni con 2:49:38 ne toglie ben 3 rispetto al primo giro, anzi 4 rispetto al primo giro, e Ticci addirittura fa una corsa d'autore con 2:57:6, con una poco più che 1000 di cilindrata appunto in questa seconda manche. Guarda gli intermedi di Caruso, vediamo un po' se c'era nella corsa al primato contro Diego De Gasperi. Siamo all'ultima variante per il pilota ragusano, arriva a 2:40 di cronometro, non ci sarebbe stato record, ma forse la possibilità di battere De Gasperi sì, perché signori fa 2:46:26, fa 2:46:26 in gara 2 Franco Caruso. Per 2 decimi peggiore il tempo di quello di Diego De Gasperi di gara 1, quindi ci sarebbe stato e come il pilota ragusano. De Gasperi ovviamente ha tutti i dischi rossi e vorrei ben vedere. Adesso vediamo se il trentino, già pago di quanto fatto in gara 1, se la prende un po' comoda per il finale di corsa. Non si può sprecare l'occasione di essere colui che mette il suo nome nella corsa del centenario, qui dove hanno vinto piloti del calibro di Tazio Nuvolari nel passato, di Arturo Merzario, di Domenico Scola, di Danny Zardo, di Franz Schager, li metto tutti, di Fabio Danti, tutti quelli che mi ricordo, Simone Fagioli, Christian Merli. Se ne aggiungi qualcuno anche tu non fa disgrazia, perché sono tutti nomi che fanno ancora venire i brividi non solo agli spettatori ma a tutti quelli che stanno ascoltando questa diretta. E ce l'avrebbe fatta zio Franco, 2:50:06, si chiude qui il Cansiglio senza record, ma con la vittoria assoluta di Diego De Gasperi e la soddisfazione intera di tutto il Fagioli Team, che qui ha portato 2 grandi primatori, e i 2 grandi primatori hanno onorato, uno con gara 1, l'altro con gara 2, il marchio che rappresentano. E devo dire che Achille Guerrera è stato gran buon profeta quando in gara 1 hai detto vuoi vedere che gli fa un regalo, non possiamo dirlo. No, non è un regalo assolutamente. Non è un regalo assolutamente. Diego si è solo messo un pochettino più tranquillo, a 46 è chiaro che alza 4 secondi, sa tanto di regalo, ma con il vantaggio che aveva, ti torno a dire, lo avresti fatto anche tu, questa è la gara del centenario e sai che hai un vantaggio enorme nei confronti dei tuoi avversari, non è che vai a buttarlo via. La soddisfazione per gli altri, Maroni, che cosa dire? È lì, secondo, si è ripreso tutto quanto con gli interessi, con la gioia del papà, con la gioia della sorella, con la gioia di tutto il team che finalmente vede il nome di Maroni ancora sul podio assoluto di una gara così prestigiosa. E bravo anche il pilota ufficiale Wolf, Sergio Farris, terzo e terza forza della classifica generale. Ma non voglio dimenticare i vari Ticci, Liber, Romy Dall'Antonia e tutti gli altri che con le loro prestazioni oggi hanno onorato alla grandissima la Vittorio Veneto Consiglio nell'edizione dei 100 anni. È stata una manifestazione splendida che si è conclusa con 2 grandissimi vincitori. Ricordiamo Li vediamo qua la classifica. De Gasperi primo con un totale di 5:36:09, 6 secondi 8 su Maroni, 18:04 su Farris, il quarto della classifica, ma può stare contento perché sono tempi da primato quelli che ha espresso Federico Liber con la piccola Gloria Kawasaki, e a 5:58 di totale in quarta posizione. Fantastico Ticci con un tempo record per lui e la nuova proto della Sport e Favale, 5:58
80, poi sesto Alessandro Zanoni, settimo Romy Dall'Antonia, ottavo Franco Caruso, nono Nicola Grazioli, decimo Enrico Zandonà. Possono stare contenti anche i colori trevigiani, perché Romy Dall'Antonia... Sai una cosa, credo una delle poche volte nella storia della Vittorio Veneto Cansiglio che nei primi 10 sono tutte vetture sport. Probabilmente anche quando ci correvamo o la organizzavamo noi, tante turismo riuscivano nell'intento di mettersi dietro le vetture più potenti. Questa volta è tutta una sport, come puoi vedere, dal primo al decimo. Ricorda la cerimonia di premiazione? Cerimonia di premiazione, ore 17 davanti al municipio di Fregona, tutto è pronto. Non mi rimane altro che ringraziare il mio compagno di viaggio per questa avventura, che è Carlo Ragogna, la voce, anzi la penna ufficiale per quanto riguarda il comitato organizzatore, lui l'ha detto stampa della manifestazione. Non mi rimane che ringraziare Video System, che con i suoi operatori ha realizzato questa spettacolare diretta, e anche mia figlia Federica, che devo dire la prima è stata veramente brava, buona la prima, quindi direi complimenti anche per il futuro. Un saluto, un abbraccio a tutti, ci vediamo sui campi di gara, sicuramente settimana prossima, super salita, ultima gara è la Coppa di Gubbio, la salita della Madonna della Cima, settima delle 7 gare del Super Salita 2024. A tutti buona serata, ci vediamo dopo per la premiazione.